No, guardalo. Perché mo io lo ruba Giulio. Mo io lo prende. Hai capito? Tempo in tempo hai fatto? Passerotto si sta rubando a mangiare. Ti piace il Fontana? Sì. A me tanto. Lo bevi? A me tanto. Ok. Stavo cercando quella L'oro? oro, ma non ce l'avevano. Ma va bene anche questo. Ma è un lusso incredibile. Cioè, Ehi. tra Monti, Telti, Berchidda. C'è Sì, davvero. sì, cadi sempre in piedi, Ma stai è la verità. scherzando? E praticamente sta già registrando. Ok. Quindi adesso io ti annuncio. Monti Gallurese, rifacciamo, tanto possiamo rifarlo. 3, 2, 1. Sardinia non adesso 3, 1 parte. Questi poi li pubblichi. Questi li mettiamo come short iniziale praticamente. Però buona la prima. Oh, yeah. Sardinia Music Podcast, 7ª puntata. Siamo qui con Daniele Gala, cantautore gallurese che è originario di Monti, però viene da Olbia in questo caso. Ciao a tutti. Benvenuto. Grazie, Salute. grazie. Salute alla tua, Alla vostra. alla regia. Beh, come stai? Prima domanda soft. Sto bene, è un momento importante in cui mi sto preparando a così pubblicare un nuovo lavoro, quindi vengo da un periodo di sviluppo creativo notevole e molto interessante, quindi mi sento carico. Ma un'altra domanda soft è l'ultimo brano che ti ricordi di aver ascoltato? L'ultimo brano che ho ascoltato è un brano di David Byrne che si chiama Here. Stamattina? O ieri sera? Ieri sera. Ieri sera? Ok. Sì. Ma io non lo conosco, parlamene se c'hai voglia. Che brano è? È un brano che in sostanza analizza la percezione delle aree del nostro cervello, la percezione emotiva dei suoni, delle emozioni, e quindi tutto il testo della canzone si sviluppa su questo racconto. Qui è la zona del cervello dove percepisci più il cuore, qui percepisci più il movimento e così Bello, via. figo. Sì, molto. Molto interessante. Invece un brano che in questo periodo sei in fissa, cioè che ti sta capitando di riascoltare molto, che può essere anche una cosa vecchia, ma anche appunto una nuova cosa. Non tuo, questo specifichiamo. Una buona idea di Niccolò Fabi. Ah sì? Sì. Ti sta ritornando spesso? Sì, perché è proprio il principio di questo messaggio sì, che invoglia, che stimola a una ricerca, è comunque quello che un po' sto cercando di fare in questo momento della mia vita. Ok. E invece, adesso, domande meno soft, voglio chiederti qual è il primo ricordo che hai legato alla musica? Il primo ricordo che ho legato alla musica, io a 3 anni, che non voglio andare alla scuola materna, 3 anni e mezzo, ecco, mia madre che insiste, cerca di staccarmi da una radio dove io ascolto ripetutamente una canzone di Claudio Baglioni che era Poster, Ah sì, perché ero completamente rapito dalla poetica del ritornello di questa canzone che richiama così questo sogno, no? E andare lontano, lontano, lontano. Io ero lì che così completamente immerso e catturato da questo suono, da questo modo di cantare, da questa sospensione degli archi anche, no? Che c'è in quel punto della canzone. E per cui mia madre faticava a staccarmi dalla radio per farmi convincermi ad andare alla scuola materna. e quindi è stato un trauma praticamente tu Sì, più per lei che per me. Come sei riuscito ad accettare questo distacco da quella radio? Sono riuscito ad accettare questo distacco perché in realtà la promessa era che poi all'uscita della scuola materna veniva a prendermi quella che io ritenevo doveva diventare mia moglie, che era un'amica di famiglia, una ragazza che aveva allora 17 anni, 18 anni, che si chiama Antonella Balsanti, che saluto. Ciao Antonella. Cioè, amore nascosto, oppure no, vabbè, non nascosto. Era una ragazza, una persona molto vicina in casa, no? Quindi diciamo che era quel jolly che mia madre ogni tanto si giocava quando non riusciva a convincermi a fare qualcosa. E quindi veniva poi a prenderti. E quindi veniva lei a prendermi, io andavo alla scuola materna solo per quello, perché poi sapeva che c'era lei a prendere. Sì, sì. Ok, quindi credi che comunque il ricordo di quella radio o anche altri ricordi sempre all'interno della sfera dell'infanzia, Sì. quindi scuola materna, ti abbiano formato in qualche modo, abbiano lasciato
una buona impronta, secondo Assolutamente sì, beh, il mistero proprio, il sentirsi completamente accolti nel mistero del suono poi alla fine, credo che sì, questo abbia un po' caratterizzato e abbia lasciato un segno profondo poi in tutto quello che ho continuato ad ascoltare, a cercare e a coltivare anche attraverso poi il suonare uno strumento e tutto ciò che cerco comunque tuttora quando cerco di esprimermi attraverso una canzone o quello che sto cercando di fare. Cerco sempre quel tipo di impatto, cerco sempre il mistero, un qualcosa che emotivamente non ha una spiegazione logica, ma ha una percezione forte e molto precisa. Quindi sì, questo è quello che mi è rimasto, beh, che mi certo. caratterizza sicuramente come autore. Sì. Beh, le prime fasi dell'infanzia comunque sono mistiche, no? Da quel punto di vista. Certo. E il primo approccio invece cosciente a questo punto alla musica prima e poi allo strumento se non sono venuti in contemporanea, appunto un approccio già in cui venivi a riconoscere elementi distinti di quello che ascoltavi. Quando è avvenuto, appunto? Ma è avvenuto principalmente dopo la separazione dei miei genitori, periodo in cui ho passato più tempo, probabilmente ho avuto la necessità come essere umano, come bambino, con tante domande in quella fase della sua esistenza, In no? che età avevi, scusami? 8 anni, Ok. in cui ho iniziato proprio a cercare nella musica probabilmente anche delle risposte, no? Una sorta di spazio sicuro dove capire tutto ciò che non ero in grado di capire a quell'età, sostanzialmente. Anche dove nascondersi, Dove, no? forse. Dove rifugiarsi, Rifugiarsi, dove sì. rifugiarsi, sì, dove sentirsi al sicuro. E anche questa è una cosa che sicuramente mi porto fino ad oggi, ecco, una cosa che la musica mi fa sentire così, mi fa sentire Lo fa. nel mio Lo spazio fa. sicuro. Mentre il primo approccio con uno strumento è avvenuto a casa di zio Michele, proprio a Monti, che aveva lui è un amatore, insomma, un chitarrista e pianista amatore, un grande amante della musica. A casa loro avevano sempre la sala musica Bello. ed era la sala dove zio Michele diceva chiaramente i cui non bazzi di entrare, lì non dovete entrare, non kelzo che tocca adesso gli strumenti, E quindi era sicuramente il posto più ambito per voi. e quindi era il primo posto dove tu quando andavi alle feste di compleanno, che capitavano i ritrovi familiari, dovevi assolutamente trovare il modo di Entrare. entrare lì dentro. Quindi prendevi la chiave dal bagno, che era la stessa della chiave della sala musica, e a Sagua andavi ad aprire quella porta, no, vabbè. Guardandoti le È spalle. anche un po' romanzata, no, in realtà Alla fine invece sì, portava poi, sì, con sì, sì, in rispetto, realtà ovviamente. sì, no, anzi lo ringrazio veramente di cuore perché la prima chitarra che ho toccato è stata nella sala musica di zio Michele e il divertimento è stata una cosa quasi ipnotica, no? Questo accarezzare le corde della chitarra e così l'esperienza del suono per la prima volta e sentire il contatto, cioè che sei tu che insieme allo strumento riesci a generare un suono. Quella è stata la cosa più affascinante che ricordo, sì, il momento più forte proprio, no? Lì hai Sì, sì. bene o male capito Lì ho capito quanto avessi proprio bisogno anche, no? Di quello sentire stimolo, questo, di di quello questo stimolo. stimolo. Sì, 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 sì. E quindi poi che è successo? Hai cominciato subito a suonare grazie a tuo zio? O chi è No, stata la prima persona? Ecco, la domanda è questa. La persona che ti ha, bene o male, la persona di riferimento che hai avuto in infanzia o anche in adolescenza musicale, se ne hai avuta o comunque vicina tra parenti, amici, familiari ovviamente, o persone che non conosci, ecco, le prime esperienze con gli strumenti sono arrivate in adolescenza, con le frequentazioni, con i vari amici, gli amici di Rione, che già suonavano, io invece no. E quindi c'era questa sorta di stimolo anche, no? Nel curiosare, nell'analizzare quello che facevano gli altri e c'è stato anche uno scambio sostanzialmente di come si fa tra amici, no?
tu mi presti la chitarra, certo. io ti presto, che ne so, il film Jurassic Park, cioè per dire, cioè cose banali che capitano in quella fase di età. E la prima chitarra che ho avuto modo di suonare è stata una chitarra classica, che era di un amico che già suonava, aveva una band, molto bravo, che si chiama Angelo Satta, che oggi non suona più e fa tutt'altra vita, però insomma Ai tempi. lo ricordo veramente come un punto di riferimento. Inizialmente è stato proprio lui, perché lui già suonava già delle canzoni, e quindi vedere uno che già suonava delle canzoni era forse la connessione più diretta al poi arrivare allo step successivo, che era metterti e provare a farlo anche tu. Sì, sì. Cioè, veniva più semplice, no? Era un confronto. Era un confronto, sì, sì. Sia di ispirazione. Assolutamente Adesso forse sì. è questo che magari manca, no? Cioè, Adesso è questo che manca, il sì. giovane, quanti anni Esatto. aveva? Era più giovane, più grande? No, e in realtà era pure Fedale? più piccolo di Più me piccolo. di qualche anno, di un paio d'anni. Quindi questa cosa probabilmente Ha mi ha stimolato stimolato ancora di più. Cioè, cazzo, ci riesce lui, Esatto. no, in realtà era veramente bravo. Lui Però questo è importante secondo me, da sottolineare, il fatto che tuttora, anche in tempi più recenti, dove noi ci passiamo 10 anni all'incirca, 9 anni, anche se non si direbbe, e noi abbiamo visto anche noi nelle nostre generazioni artisti, musicisti per i quali noi vedevamo e diciamo bello, che cosa sta facendo? O comunque quello che sta facendo mi piace, proverei a farlo anche io se ne avessi le capacità, e lì c'è il confronto. Certo, certo. Adesso se non ci stanno più questi intermediari verso l'arte, cioè questi esseri umani che Si perde un po' questa non cosa. trovi, non lo trovi. Perché Adesso c'è YouTube, ci sono altri sistemi. ma sono vincolati e soprattutto controllati. Comunque, È un metodo più passivo sicuramente di approcciarsi allo strumento, alla e meno musica, umano. meno umano, certo. Senza ombra di dubbio, Certo. che se ne dica dietro lo schermo come stiamo facendo noi, ma Certo. stare qua è diverso. Assolutamente sì. Anche se comunque molti apprezzano, perché non hanno magari la possibilità di fare questo tipo di discorsi. Io il primo che apprezzo i podcast, perché magari non ci sono sempre gli amici con cui puoi chiacchierare di quello che vorresti, che non sono sempre le solite cazzate, e quindi persone che affrontano certi discorsi in maniera così naturale ti fanno compagnia, la verità. Scrivetelo nei commenti, vi stiamo facendo compagnia. Comunque, tornando invece ai riferimenti musicali, Sì. abbiamo detto appunto questi ragazzi coetanei, ma stai parlando già di Monti oppure ti eri già Stiamo già trasferito? parlando di Olbia, sì, io ho iniziato già a suonare ad Olbia. Olbia, sì. Ok, sì, che zona? In che zona vivevate? Stavamo in la zona dell'ospedale nuovo praticamente, zona Isticadetto. Isticadetto, Sì. ok, perfetto. Sì, sì, le prime band, le prime esperienze. Ai tempi non era così costruita, non c'era l'Eurospin. No, assolutamente no, c'era solo via Vittorio Veneto e non c'era neanche il marciapiede poi peraltro, era veramente una strada di periferia, sì, dove c'era giusto il nostro complesso e pochissime altre case attorno. Sì. E sale musicali, salette, quindi voi Le sale dove suonavate? musicali. Dove suonavate? Ecco. Sì, suonavamo a casa di questo amico che era il batterista. In realtà io inizialmente ero più propenso a suonare la batteria. Sì, avevo il desiderio di avere la batteria in casa. E una volta che sono riuscito a convincere mio padre a comprare una batteria usata che c'era in un negozio di strumenti musicali ad Olbia, si chiamava Musica & Co, stava in via Vittorio Veneto molti anni fa. Comunque, a prescindere da questo, convinco mio padre e il giorno stesso va questo amico, che si chiama Claudio, a comprare la batteria e viene da me a dirmi: ho comprato la batteria, adesso facciamo la band, tu suoni la chitarra. E tu hai accettato a quel punto perché? No, ma è stato meraviglioso, è stato bellissimo. Sono di questi così, vabbè, comunque era queste appunto sviate. Era sempre per la causa anche lui. Assolutamente quindi... sì, no, ma ho dei ricordi meravigliosi. Lì abbiamo iniziato a suonare, suonavo in una band di 4 elementi, un bassista, un altro chitarrista, io la chitarra e la voce e Claudio la batteria. 13 anni. 13 anni? 13, 14 anni ho iniziato a suonare. Il nome della band?
Si chiamavano Nutcracker, le aveva dato il nome proprio Claudio. Poi non chiedermi perché, però il nome era quello. E poi facevamo un genere di musica che proprio... Non c'entrava con questa tematica magari. Ma probabilmente il termine veniva dal padre di Claudio che doveva sopportare le nostre prove, perché ti puoi immaginare 4 adolescenti che suonano heavy metal, che suonano i Metallica, gli Iron Maiden, i Megadeth, gli Slayer in una saletta dove lui quando rientrava da casa stanco dal lavoro faceva il muratore. Zio Vabbè, Piero. allora, un Cristo de santo praticamente. E no, non solo, ogni tanto apriva la porta e chiedeva se poteva ascoltare. Grande, vabbè, allora anche per il desiderio di vedere, di vedere il figlio, di sostenere il figlio, Claudio soprattutto. Allora, grande Claudio. Grandissimo, quindi il termine Nutcracker, che vuol dire schiaccianucci se non sbaglio, ecco, probabilmente era riferito al padre che magari ogni tanto, così, sto immaginando, ogni tanto suggeriva che dopo una certa ora diventava un po' una... Vabbè, a quei tempi non credo fossero stanze trattate, insonorizzate come vediamo adesso. No, in realtà era proprio una stanza non finita della casa, una casa bellissima, casa di Claudio, che ci ospitava per le prove, ed era una di queste stanze, sai, senza l'intonaco, proprio di quegli sgabozzini ho capito, che poi dedichi ho presente, no? sì, Tappezzata ne abbiamo anche esempi qua. Tappezzata di cartoni di uova per insonorizzare un pochino, ma il suono si trasluce tutto, insomma. Adesso comunque, visto che hai parlato molto, per introdurre il cibo e ti do anche la possibilità di assaggiare qualcosina. Qui abbiamo tutto di Berchidda, salame preso alla macelleria di Berchidda, pecorino preso da Gabriele Grasta di Berchidda, miele di Apirvia ovviamente, e poi abbiamo anche la ricottina che se vuoi posso anche tirare fuori, facciamo anche un po' di ricottina. Che meraviglia! Assaggiamo salame, formaggio e poi facciamo il dolce della ricottina e miele. Allora, vai, così. Assaggio un pezzo di salsiccia, vai. Prego, qui c'è il pecorino al tartufo, quello fresco e questo secco. Grazie. Un pezzetto di pane. Prendi questo che è un po' più morbido, anche il pane ovviamente di Berchidda. Il vino invece, ovviamente portato dall'ospite Fontana Liras di Monti, squisito, già assaggiato. Cantina ovviamente. del Vermentino di Monti, non ci possiamo far al quale appartengo qua. In tutti i sensi, anche perché abbiamo avuto un vigneto fino a qualche anno fa di un paio di ettari dove coltivavamo prevalentemente il vermentino che veniva dato alla cantina sociale di Monti. Quindi questo di che anno è? Potrebbe essere ancora in parte... Non credo perché leggo che è del 2024, per cui no. Però insomma, ci dicevano che il nostro uvaggio veniva utilizzato per la produzione appunto del Fontana Liras e quindi c'è anche una connessione legata molto a questo. stretta, certamente. Sì. Però è anche un grande insegnamento la coltivazione della vite in tutto il suo ciclo, cioè imparare a capire laddove bisogna tagliare, laddove bisogna selezionare, cioè è una cura costante, no? Assolutamente, sì. È un ciclo praticamente di 9 mesi, perché l'unico periodo in cui non viene lavorata la vigna è dopo la vendemmia. Sì, esatto. Quindi... la prima parte dell'inverno, poi inizi potatura verde. Esatto, esattamente. Per cui è un grande insegnamento tutto questo, è stato un grande insegnamento anche questo. No, qui appunto anche a Berchidda io ho 13 anni, 14 anni andavo a lavorare a vendemmiare, poi a 16 andavo a potare, qui tutti l'abbiamo fatto e ti devo essere sincero, io essendo anche molto incline, come ti ho detto, ho l'ADHD, quindi ho bisogno anche di stimoli. La musica l'ho portata sempre in qualsiasi lavoro che ho fatto, quindi figurati che in vigna io mi portavo la cassa, me la legavo alla pancia e sparavo la musica per tutti, tra l'altro. Questo è interessante, è molto interessante. E sai come ti passava? Perché avendo lavorato in vigna sai che comunque a volte non ti passa più il caldo, poi soprattutto se tardi la potatura e c'è qualcuno che ti chiama a fargliela magari a luglio e dovevi farla 3 mesi prima, ti ritrovi nella giungla a foresta e a lavorare alle 5 del mattino. Esatto. Noi ci siamo ritrovati a volte che dovevamo prendere le macchine e davvero puntare i fari alle 3 del mattino in mezzo alla vigna per poter potare. No, al primo raggio di sole, in certe settimane di luglio o anche caldo. di giugno, non è che era caldo, era proprio bruciante. Sì. Però tu immagini io con la cassa almeno sparavo la musica per 8-10 filari e quando lavoravamo
È bella sta cosa. Sì, sì. Sì, sì, mi ricorda un po' a quello che facevo io quando lavoravo la vigna, soprattutto durante la potatura in inverno. Mi piaceva cantare, Eh beh, certo. anche perché poi lì in solitudine a volte capitava Certo. che mio padre, insomma, si lavorava in punti diversi, in aree diverse della tenuta, per cui non a stretto contatto, no? E qualche volta c'era il vicino che mi sentiva cantare, che si chiamava Buonanima, si chiamava Ioanneddu, Io ne due. una persona divertentissima, che ogni tanto si avvicinava a mio padre e gli chiedeva: ma figlio tu, ma Ruitte non lo vuoi cantare? Perché io cercava comunque di stimolare questa cosa. Bello, un bel ricordo, un bel ricordo. Era un punto di connessione proprio quello, no? Meraviglioso. Era un mantra lavorare alla vigna. Per me è stato proprio questo, è stato un mantra lavorare alla vigna. Beh, la notte ritorni che la sogni. E quindi è proprio un questione di onirico. Io mi ricordo proprio, appunto, soprattutto le prime volte, 13 anni che sei piccolo e non sei abituato magari a farti Anche prima un io. mese di vigna. Sì, sì, Io sì. fortunatamente a 13 anni ho iniziato e comunque vabbè, per chi da tutti, ovviamente a Monti immagino uguale. Però adesso non è Sì, più sì. così tanto, anzi. Però quando arrivavi e ti facevi agosto, fine agosto, settembre, a volte quasi anche inizio ottobre, che saltavamo anche a scuola, io la vigna la prima volta proprio mi sognavo l'uva la notte che io ancora raccoglievo uva, mi sognavo proprio io che Beh, raccoglievo uva e la non riuscivo a vendemmia è dormire, e pesantissima, non è riuscivo a bello, dormire. certo, Sì, sì, certo. bellissimo, poi ai tempi, Però pranzo pesante, tutti insieme, certo, offerto ovviamente da chi chiaro. andavi. Questo poi si è perso perché ormai ci stanno le macchine. Ormai si fa tutto con la vendemmiatrice, Tutto certo. con la È tutto vendemmiatrice, meccanico. tutto meccanico, Sì. è E anche brutto, lì non lo si so. perde Sì, la convivialità, la festa, la c'è gioia. lì la doppia medaglia, no? Anche lì la doppia faccia, che un po' uno dice non riesco a trovare la gente, perché questo è stato sentito dire tante volte. Beh. Poi però c'è sta anche la voglia di fare più profitto e soprattutto di farlo in una situazione che sta peggiorando. Di conseguenza non è che se tu fai più profitto in una situazione economica che peggiora, le persone possono, o comunque in generale la collettività possa beneficiarne. Al massimo ci rimette e ci guadagni solo tu di più. Chiaro. Però questi appunto sono discorsi che magari facciamo più tardi. Ritornando alla tua storia musicale, dopo il primo gruppo in adolescenza, tu poi hai avuto, al liceo hai avuto nuovi gruppi e dopo i 13 anni, i 14 anni che stavamo parlando prima. Ah, questo è interessante, no? Perché in realtà c'è stato praticamente una stasi del rapporto con la musica fino a che ho ripreso poi all'età di 18-19 anni. Allora ti faccio un'altra domanda, Sì. quindi quando è stato il momento in cui tu hai pensato che la musica fosse una cosa troppo importante per non dedicartici tantissimo? Esattamente a 19 anni, Ok, quando ho finito un'esperienza che doveva portarmi da tutt'altra parte, volevo fare il volontario in marina per emanciparmi dalla mia famiglia sostanzialmente. Ho sempre avuto questa necessità di essere autonomo, indipendente, già da ragazzino, da giovane. Per cui ho visto quella come in quel momento mi sembrava la cosa migliore da fare. Avevo la visita di leva, ho anticipato la visita di leva per partire prima come volontario, poi per un problema al ginocchio non sono stato implotonato, ho fatto un mese di carra alla Spezia, poi non mi hanno implotonato, mi hanno rimandato a casa. Dopodiché ho iniziato a lavorare in quella che è attualmente la mia posizione lavorativa in un'azienda che si occupa prevalentemente di grafica. Non sono tornato a lavorare con l'azienda di famiglia per proprio dissociarmi, emanciparmi da quell'ambiente che all'età di 13 anni, quando io volevo fare musicista e ho chiesto a casa sostegno per fare il musicista, mi è stato risposto che non era una cosa... che non era un mestiere che potesse, sicuro, ecco, più che altro. Cioè in realtà era una premura nei miei confronti e questo infatti io non lo condanno e lo capisco.
Però è stato anche, anzi è stato un grande stimolo questo per me, perché mi ha messo nella condizione proprio di affrontare, di fare queste scelte, cioè a un certo punto anziché stare nel comodo e dire ma sai che c'è, me ne sto a casa, lavoro con mio padre, faccio il termoidraulico, prendo 2000 euro al mese, domani rilievo l'azienda di famiglia, posso riscattare l'azienda di famiglia e sembrava tutto perfetto. In realtà però c'era proprio questa vocina dentro, questa esigenza di rimanere autentico e quindi di scegliere un mestiere che non poteva sicuramente economicamente giustificare la mia presenza, soprattutto all'inizio, però che mi potesse permettere di studiare musica, di approfondire questo rapporto con la musica, anche dal punto di vista olistico, tra virgolette. L'azienda si chiama Altergrafica, non so se lo possiamo dire. Sì, sì, certo, certo. È un'azienda meravigliosa che offre servizi pubblicitari da oltre 40 anni. Io sono entrato a lavorare da loro 23 anni fa e quest'anno concludo la mia esperienza lavorativa con loro, tra l'altro per dedicarmi interamente alla musica. Ed è un ambiente in cui ho imparato ad ascoltare la musica, un ambiente in cui ho respirato creatività. Certo, no? Perché ti dava comunque la possibilità di farlo, bene o male. Mi dava la possibilità di farlo. Il lavoro da termoidraulico, diciamo che oltre come peso usurante. Esatto. Esatto. Dopo una giornata di cantiere non puoi imbracciare una chitarra. C'è chi lo fa, c'è chi lo fa. Sì, ma non puoi dedicargli il giusto forse tempo. È difficile, è difficile. Ma guarda, io essendo una persona estremamente emotiva, già solo per principio, certo. non riesco a stare con due piedi in due scarpe, no. Quindi ho preferito fare una scelta sacrificante, magari apparentemente all'inizio, però che mi ha permesso di maturare tutta una serie di consapevolezza, di strumenti che sono stati determinanti poi alla fine anche per affrontare i percorsi che sto cercando ancora di portare avanti, quindi produrre un disco, la strada del cantautorato in generale, insomma, è una strada molto complessa, molto complicata da sostenere. Sì, ne parleremo dopo. Ok. No, se vuoi anticipare qualcosa, anticipa comunque, finisci il discorso, certo. No, era semplicemente per dire che è stato sicuramente un percorso importante, utile proprio per accrescere questa necessità e questa coscienza, questa consapevolezza, anche lavorare lì. Ho iniziato da loro, appunto, riallacciandomi alla tua domanda, all'età di 19 anni ho capito che quella era la strada che volevo percorrere, che era la strada più difficile, e lo è stata, lo è tuttora, però è anche la strada che mi ha permesso di esprimermi, mi sta permettendo di trovare un linguaggio, di trovare degli spazi, di incontrare persone come voi che offrono uno spazio meraviglioso come questo dove parlare di queste cose che non è da dare per scontato. E voilà. E poi magari appunto un percorso che hai scelto più che altro. È un percorso che non è che ti sei fatto piombare addosso. Assolutamente sì. Questo è molto, molto importante secondo me, perché c'è una netta differenza dal punto di vista secondo me artistico tra chi nasce figlio d'arte, quindi dove ci sono magari babbo e mamma musicisti che ti mettono magari già subito il piano lì a 8 anni, il piano da 3.000-4.000 euro e ti insegnano anche a fare musica. O ti guidano a un percorso, e invece uscire da una famiglia che non faceva musica e anzi ovviamente come tutte le famiglie normali ti dice guarda, ci sarebbero altre cose da fare, nonostante tu abbia una voce spettacolare, cioè un timbro, no aspetta, non ho finito, prima di ringraziare non ho finito, un timbro... Mi gonfio un attimo. Sì, però perché anche c'è freddo oggi che la giornata doveva essere diversa. No, comunque hai un timbro vocale che si adatta a vari arrangiamenti musicali e si adatta alla perfezione. Nonostante appunto riesca a cambiare molto anche il tono del brano, ad esempio adesso sto parlando appunto del tuo primo album che hai fatto uscire nel 2024 se non sbaglio, cioè anzi Carrera è uscito nel 2024, il singolo che lo annunciava, e Imbattitu, che sono se non sbaglio 9 tracce, 9 tracce tutte diverse, inizia in un modo
prosegue in un altro, forse finisce un po' come è iniziato, come ciclo, però anche se lascia, per quanto mi riguarda personalmente, non dico che sia un lavoro incompiuto, ma un lavoro che è iniziato Suggerisce e porta, qualcos'altro. e porta come se c'è un sequel, quasi sicuramente, che potrò, secondo me, rientrerebbe all'interno della stessa origine da quel punto di vista. Brani molto diversi, influenze tantissime, però un brano, bene o male, io lo riconosco come sardo, anche se non è completamente in sardo, è un misto, un ibrido diciamo, però rappresenta molto la Sardegna, mentre lo ascolti vivi quasi una giornata in Sardegna, ecco, soprattutto alcune fasi secondo me. Ti volevo chiedere quante influenze però ci sono in questo brano, che io, questo album, che io appunto riconosco molto sardo, ma ci vedo tante influenze. Allora, principalmente è un lavoro, credo che l'influenza più grande sia stata Crosa de Ma di Fabrizio De André, Si sente? Sì, sì. e quindi tutto ciò che ha a che fare con l'espressività del Mediterraneo e dei popoli del Mediterraneo. Però ci sono anche delle contaminazioni d'oltreoceano, no? Che magari senti di più su brani come Pizzinia, per esempio. È un brano un po' più folk che richiama un pochino più un altro dei miei autori preferiti, che sicuramente è Bob Dylan. Ma guarda, le influenze sono tantissime in questo brano, in questo disco. Diciamo che Però hai detto bene, Mediterraneo. Mediterraneo secondo me prevalentemente sì, lo sì, rappresenta ancora di più. sì, c'era un po' questa Anche il film, non so se conosci il film di Salvatores, Mediterraneo, Mediterraneo. sì, con Abbatantuono. Se non con Diego Abbatantuono, Sì, con sì, tanti altri sì, attori, e in bellissimo. effetti se andiamo a sentirci anche lì delle musiche bellissime, alcune parti sembra appunto Grecia, Sì, Sardegna, Sicilia. è vero, è vero, è vero. Che dire, è un lavoro che un po' rispecchia questa mia necessità di avvicinarmi al sardo, di riavvicinarmi al sardo, con l'intenzione di cercare intanto un linguaggio che potesse appartenermi, uno spazio sicuro, fertile, dove, come dire, mettere sul piatto degli stati emotivi, dei ricordi, tutte le cose che fanno parte poi alla fine del disco. Mi piace molto questa cosa che hai così descritto, come se fosse il percorrere una giornata, no? Dall'alba al Sì, tramonto. sì. Ecco, quest'album un po' sì, richiama un po' la storia di un personaggio, di un essere umano, che poi alla fine sarei io. È un po' il viaggio dalla mattina al tramonto che si percorre attraverso tutte queste contaminazioni, stili musicali, espressivi, molto basato poi soprattutto sull'utilizzo della voce. Questo è una cosa sul quale Punti molto. punto E a molto. buon ragione direi io, perché comunque hai una voce bellissima, davvero cantautorale, però autentica. Guarda, di questa consapevolezza devo veramente ringraziare la fiducia di Marco Azzara, del produttore, che ha veramente saputo così darmi anche una maggiore consapevolezza di questo strumento, di come intendere, proprio pensare alla voce non tanto come al canto o come veicolo per comunicare l'espressività di una parola, ma proprio come strumento. E da lì è partito tutto. Lì Marco è riuscito, diciamo, a seminare in me questa consapevolezza e questa intenzione, perché poi era già latente in me, era una cosa che magari già avevo, però lui, da produttore brillante qual è stato capace di, con poche cose, di sbloccarmi questa coscienza, e quindi appunto tutto il disco, oltre che nelle parti strumentali, ha un forte carattere vocale, che è espresso già dall'introduzione, con questo che deve essere è un po' pensato come un rito sciamanico, come un qualcosa che così richiama il sole in un certo modo, no? Che è Oges, è la prima traccia di Imbattitu.
E poi prosegue con Carrera, appunto, che è il singolo. È già una mattinata bella soleggiata, no? Che è il singolo con il Rappresenta quale ho molto iniziato. l'estate in Sardegna, Sì, Carrera, sì, diciamo, che per sì, noi, sì. diciamo, la viviamo La primavera e l'estate primavera e sicuramente. estate, sì, 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 che la noi rinascita. viviamo in maniera particolare qui in Sardegna perché comunque c'hai tutto il ben di Dio, Con la fortuna che abbiamo. esatto, Beh, e poi però c'hai anche quel, come dire, quel fermento estivo estraneo che viene poi portato dalla stagione, appunto, dal turismo certo. e di conseguenza è un qualcosa che va e viene e ti lascia, quindi arriva e ti lascia. Di conseguenza l'estate in Sardegna secondo me è diversa. In Italia anche in generale noi abbiamo una cultura dell'estate. Io secondo me appunto secondo me noi abbiamo inventato una cosa, gli italiani hanno inventate di cose in generale, italiani e sardi, ma una cosa è la canzone estiva. Cioè prima non c'era, quando uscì estate e quella roba lì poi noi l'abbiamo portata in auge, ma la gente non lo sapeva. Cioè la colonna sonora delle vacanze, dell'estate se la sono inventata gli italiani, poi 20 anni dopo è arrivata. È vero. Perché È vero. appunto gli italiani, i mediterranei forse, ok, definiamoli così, sono molto legati, come immagino anche appunto gli spagnoli ad esempio, alla primavera, all'estate, al contrario dei nordici, appunto tedeschi, inglesi, che la vivono secondo me abbastanza diversamente. Tornando comunque invece al tuo album, volevo chiederti più che altro la storia prima dell'album. Come hai deciso e perché hai deciso di pubblicare questo album, oltre ovviamente magari a una ricerca di espressione, uno sfogo, però bene o male qual è stato il momento in cui hai detto questo album lo voglio uscire, la mia creazione? Beh, è una domanda molto interessante, ti ringrazio per questo. Guarda, in realtà non c'era nessun percorso. In realtà tutta questa intenzione è nata con Carrera. È nata con l'idea di fare, come dire, produrre questo pensiero musicale. Così come è stato fatto e sostenuto, anche incoraggiato da personaggi meravigliosi anche come Gino Marielli, che saluto, ciao Gino. Ciao Gino. Che è stato elemento di forte stimolo per me. Ho partecipato a uno dei suoi incontri dove generosamente condivide l'arte della scrittura delle canzoni. Gino, oltre che essere un musicista eccezionale, un compositore, un autore, ha anche questa dote, quindi di insegnare agli altri la capacità e attraverso esercizi creativi sviluppare, diciamo, una capacità di poter scrivere delle canzoni. Quindi sono stato, tra virgolette, fortunato ad averlo incontrato e questo è stato determinante poi anche per acquisire la consapevolezza tale da provare a iniziare a scrivere qualche cosa di nuovo, di diverso, però con quella coscienza. Con la voglia di giocare con le parole, sì, certo, no? certo. Di sceglierle, di capovolgerle, di cercare quel sinonimo, di cercare quella parola che poi apre un mondo. Ecco, questo è sicuramente una cosa che ho imparato da lui, ho imparato a vedere meglio da lui. Che a volte una parola sola ti apre veramente un universo di prospettive e sei tu a guidarle attraverso poi la conduzione anche del suono, quindi a seconda di dove tu metti l'accento di una parola, a te arriva in un modo piuttosto che in un altro. Certo. Non è proprio il significato della parola, ma è quello No. che poi risuona nella tua storia, nel tuo passato, in quello che hai vissuto. E quindi... Poi è uscito però un lavoro molto organico, nonostante appunto nasca solo da un singolo. Sì, Cioè, è uscito un lavoro che non sembra c'era, invece, non c'era una già... pianificazione No, però in realtà, quindi cioè dopo tutto è nato Carrera... da lì. Dopo Carrera, praticamente le varie esperienze che ha scaturito questa bellissima canzone durante la stagione estiva, a ridosso diciamo dell'autunno, avevo un altro brano pronto e sul quale volevo lavorare e quindi ho contattato il produttore che è Marco e abbiamo iniziato a lavorare su questo brano che è Salughe, che è uno dei brani di Imbattiti, un brano che ho dedicato a mia figlia, a Grace, che saluto, ciao Fizzami.
Bellissimo brano. alla fine, diciamo, della produzione di questo brano, io ero lì che volevo pubblicarlo, no? Dico, adesso stabiliamo una data e pubblichiamo. E invece Marco è stato Lungimirante. lungimirante, anche molto generoso nei miei confronti, nel cercare di darmi, diciamo, questa prospettiva. Dice, tu sei liberissimo di fare sta cosa, oppure prova anche a pensare, ha incoraggiato, diciamo, tutto quello che è venuto dopo, prova a pensare se scrivi altre 4 o 5 canzoni e poi finiscono magari in un contesto un po' più ampio, ti pubblichi un disco, una cosa che ti rimane, esatto. con il quale poi puoi iniziare un percorso. E così è stato. E infatti il Quindi, disco è lì, tra l'altro. Il disco è qua e io con infinito piacere grazie, te lo regalo. un piacere bellissimo, grazie davvero. È veramente un Questo piacere. farà parte scherzi. del Sardinia Music Podcast. Boh, è una domanda che rifarò anche alla fine. Sì. E tu hai preferenze su dove le persone possono andare a ricercare la tua musica? O al di là, se ci sono ancora appunto copie disponibili e dove ordinarle? E in generale appunto, questa è un po' una cosa che te la richiediamo, però tu ho visto che hai la musica su YouTube, Sì. ma non su Spotify. No, su Spotify c'era e l'ho rimossa per... Hai fatto bene. Ok. Si può concludere così per quanto mi riguarda. Bene. Volevo proprio No, dirlo. ma c'è su Deezer, c'è su Pandora, c'è su Perfetto. YouTube Music. Bandcamp, c'è su Apple Music, insomma Perfetto. c'è dappertutto. Live comunque meglio. Tranne che su Spotify. Live è sicuramente sicuramente meglio, assolutamente sì. Grazie mille. Mentre il supporto fisico è reperibile, ci sono le copie disponibili presso GL Music, Adobe, negozio di strumenti musicali. Perfetto. Oppure semplicemente contattando me anche attraverso Le pagine la mia pagina social. Instagram. Sono presente solo su Instagram attualmente. Tanto poi mettiamo i banner Ok. mentre esce. Questo lo metto al sicuro. Questo invece se me ne vuoi parlare, Sì, con piacere. visto che tanto stavamo praticamente prima di Imbattito, c'è stata un'altra esperienza, diciamo, musicale che tu hai avuto. Un'esperienza fondamentale, molto bella, che ho condiviso con 2 persone al quale comunque sono molto legato, che sono Giovanni Delfonso e Ottavio Cocco, e l'esperienza era la band estemporanea. E questo è il disco che abbiamo prodotto insieme con Marco Azzara, che era il nostro produttore già dai tempi. Sono estremamente orgoglioso di questo lavoro e in particolar modo dell'ultima traccia di questo lavoro, che è A salutare le stelle. Un lavoro che ha, tra virgolette, scardinato un po' quel senso di stasi che c'era nel periodo, quando abbiamo deciso, insomma, di iniziare a lavorare su dei brani nostri, su dei pezzi nostri. C'era un po' Silgonza di mettersi a nudo e quindi di tirare fuori quello che c'è da tirare fuori, perché le canzoni non si possono pianificare o non si fanno attraverso schemi, griglie, parole giuste, parole sbagliate, si fanno attraverso il sentire. E in quel momento era un momento molto particolare in cui alcuni di noi 3, vivevano una condizione molto difficile per via di vicissitudini personali, e io mi ritrovavo spesso in sala prove da solo a portare avanti questa intenzione, questa passione, anche col desiderio di trainare poi tutta una serie di cose. E una bella sera è arrivato sto riff di A salutare le stelle, che inizialmente era una traccia strumentale, e da un riff è nata una canzone in una notte intera in cui ho registrato praticamente tutti gli strumenti con attrezzature di fortuna in sala prove, suonando gli strumenti uno per volta, chiaramente. Quindi registrata in una notte? Sì. Wow.
come si fa una volta, come si faceva una volta, in alcuni casi estremi. Come si dovrebbe fare sempre. No, sì, però da solo è da un solo bel carico dici, di lavoro. vabbè, No, certo, no. no, ma guarda, lì torniamo al discorso del non so cosa sto facendo, ma sento che Che va è fatto giusto. almeno. No, sento che è giusto, ci vedo dal bello. Certo. Lì è proprio una connessione, una roba che tu non controlli, che Certo, non, è così, è così. non le studi queste cose, capito? Beh, ma non è facile, molte persone seguono questi istinti. Tu che questo è tuo. Grazie mille, grazie mille. Poi ti chiedo della copertina, anche perché sono curioso, perché un limone Certo, con certo. la mosca. Però quello che volevo dire è questo, che molte persone seguono il proprio istinto e fanno merda, senza offesa. Ma guarda, la copertina sostanzialmente Non ne parliamo, sì, direttamente. è un limone, è la scorza di un limone. Perché? Intanto c'è un elemento chiave nella copertina che è la mosca, sì. che sta così a simboleggiare un po' la decadenza, no? Del tutto, di tutto ciò che viene espresso e che viene riprocessato continuamente e quant'altro. Il limone per noi rappresentava l'essenza, cioè tutto ciò che è l'essenza del nostro pensiero lo trovi all'interno, nel disco e nelle canzoni, non nella copertina sicuramente. È un progetto grafico al quale ho lavorato direttamente. Ah, immaginavo. Sì. Prima facevo anche queste cose, mentre con il disco in Battidu... La fotografia invece, di Imbattitu? Dove sei? In che... Ecco, il disco in Battidu è un progetto grafico di un grafico eccezionale che è Gianni Fasciolo. La foto di copertina è un suo scatto realizzato negli anni 90. Gianni è un grafico. Scusami, si sa? Non so dove, è una spiaggia in Sardegna sicuramente, ma me l'ha detto ma non me lo ricordo, non mi ricordo qual era il posto di preciso. A me sì. piaceva molto l'idea, mi è piaciuta subito quando Trasmette molto, quando me l'ha proposta, sulla base di alcuni elementi che io già avevo discusso con lui, proprio perché così rappresenta questo clima sognante. La prima volta che ho visto il mare da bambino, per esempio, no? Per noi andare al mare, abitando a Monti, da bambini molto piccoli, 3-4 anni, certo. era proprio la festa delle feste, no? Aspettavi la domenica, dal lunedì, sapendo che babbo domenica poi ti portava al mare. E quindi la prima visione che ho del mare, il primo ricordo che ho del mare è la vista da lontano con proprio i riflessi della luce del sole sulle onde. E con questo, diciamo, ho voluto raffigurare e rappresentare tutto il pensiero del disco, perché in un certo senso c'è proprio la necessità di riconnettermi alla mia storia, al mio passato, a questi elementi veri, belli, che mi hanno stimolato appunto a scrivere bene o male tutto l'album. Sembra un connubio perfetto da quel punto di vista, sia dell'immaginario, sia dell'immagine e sia poi del contenuto poi dell'album. E questa è una dote non facile da trovare nella banalità che ci propinano quotidianamente da ormai tanti anni. Ti ringrazio. Ma che? Grazie a te. Allora, comunque, Daniele, piano piano... Ne vediamo? Sì, mangia piano piano. Ti ripeto, tanto alcune cose le tagliamo mentre mangiamo e passiamo. Però voglio che comunque tanto mo devo aggiustare un po' il fuoco sicuramente, quindi ti faccio qualche domanda, mi alzo e aggiusto il fuoco. Vai tranquillo. Regia, hai bisogno di qualcosa? Di bere? Se tu dovessi scegliere, ma credo di avere ormai già la risposta, tra istinto o metodo, cosa sceglieresti? Istinto. Senza neanche pensarci al 1000 metodo. volte. Il metodo è importante. Certo, però no, adesso ti sto dicendo devi scegliere se volere l'uno o volere l'altro per tutta la vita. Io scelgo sempre l'istinto, Okay. assolutamente. Ok. Assolutamente. Non riesco a scrivere, se parto da un'idea di scrittura, non riesco a farlo. In questo periodo sto lavorando su un pezzo nuovo con questa intenzione e non riesco a trovare le parole giuste. Ho già tutto, la musica, un pezzo finito, la struttura, l'arrangiamento, è tutto pronto. Ma del tuo ultimo album? No, ancora no, un'altra cosa ancora, sì, quindi? Sì. Ok. Sì. Poi, per parlarne, appunto, il tuo ultimo album è in uscita ad aprile?
Dovrebbe uscire i primi di maggio. I primi di maggio. Spero i primi di maggio. Sì, c'è qualche ritardo dovuto da delle piacevoli aggiunte, come si magari, dice, sì, aggiunte, cose molto belle che non posso spoilerare, però Bene. ne Però vale, quindi vale la pena attendere primi di maggio. sì, i primi di Attenderemo maggio, quindi sì. i primi di Sì. maggio, completamente in sardo questa volta? Sì, O quasi, o comunque... diciamo prevalentemente in sardo, tranne un'unica traccia, sì, Ok, quante tracce? Puoi 5. spoilerarle? Ok, Sì. perfetto. E come con appunto la collaborazione di Peppe Spano, comunque lui si è occupato dei mix, del master dei brani? Non lo so, dimmi tu che Ma non so. guarda, io la vedo un po' da un'altra... Tecnicamente è così, Ok, invece però io ti dico che le cose belle si sviluppano grazie alle persone giuste. Giuseppe, oltre che essere un tecnico eccezionale, eccezionale. molto preparato e un grandissimo musicista, è una persona eccezionale. Esatto. Io parto prima da quello e poi c'è anche tutto il resto sicuramente. Se non avessi incontrato Giuseppe al Festival Melkart il 24 luglio dell'estate scorsa, dove lui era tecnico Sì. insieme a Mota Eventi, insieme a Andrea Picca, che facevano il service per il Sì. festival, io non credo che avrei affrontato questo percorso, ti dico la verità. Perché da lì abbiamo iniziato una collaborazione, Giuseppe ha registrato quel live è finito poi su YouTube, c'è presente su YouTube un live molto bello, tra l'altro con l'artista Yasmin Bradi, artista algherese, catalano Sì, noi algherese. conosciamo. Infatti Sì. anche lei quando vuole venire al podcast è sempre aperto, anzi. Diciamo un'esperienza che ha sicuramente arricchito e rinforzato questa mia necessità di esprimermi in musica e con canzoni. In quel contesto c'era Giuseppe e da lì abbiamo lavorato poi sui master di questa registrazione, di questo live che, ripeto, È su è YouTube, pubblicato su sì. YouTube. E subito dopo è così, è arrivata un altro brano, un'altra canzone e ho sentito la necessità di questa volta di registrare con lui, di iniziare un percorso con lui. Ripeto, senza, un po' come in Battito, senza il pensiero di dire facciamo un disco. No, c'era una canzone principalmente, che è una delle tracce del nuovo EP, che si intitola Sinnos, appunto. E lì abbiamo iniziato, abbiamo collaborato su quel brano, l'abbiamo finito e nel frattempo che si lavorava a quel brano sono arrivati Nate altre cose. altri brani. E lì capisci che quella è la strada giusta, cioè quando si innesca in modo naturale, senza cercarlo, Esatto, senza sì. dichiararlo, un flusso creativo così bello, è giusto assecondarlo ed è giusto continuare a cercare finché alla fine non si è così allineata questa possibilità di vedere queste canzoni all'interno di un EP, come anche la collaborazione con Marino De Rosas per una delle tracce del disco. C'è un importante tributo a Francesco Pilu, questo ci tengo a dirlo. Roba, bello. E di questo devo ringraziare veramente di tutto cuore un musicista enorme sardo che è Marino De Rosas, che io ascolto sempre con piacere e ad ogni ascolto delle sue opere veramente ci scopro qualche cosa di nuovo. Marino ha la capacità proprio di incantare, così come ha fatto in questo brano con Francesco, che tra l'altro è pubblicato nell'ultimo disco dei Cordas e Canna, Sur, non mi ricordo se è 2006 o 2007 la pubblicazione, ma giù di lì. È una canzone che è stata poco portata live dal vivo, poco suonata, poco presente diciamo nei live dei Cordas. È un tema importante, insomma, però sono particolarmente contento e felice di richiamare Francesco, che è stato un po' il cardine del mio percorso, già da Carrera, anche Carrera è un tributo a Francesco Pilu per me. Questo Sie Sugisias, come finisce la canzone, Ok, sì. non è basta che sia, ma è che tu sia ciò che vuoi essere. E lì, nel produrre quella canzone, in questo mio tentativo di riallacciarmi al sardo, io lo devo
al 98% guarda, sicuramente a Francesco, a quello che ha lasciato, perché io ho iniziato a scrivere dopo la sua dipartita, sentendo anche un po' questo, da una parte il vuoto, Sì. no? Vuol dire, non c'è più questa cosa. E dall'altra però sentendo anche questo forte richiamo un po' al desiderio di fare un po' come faceva lui, no? In un certo senso, cioè prendere spunto da questo suo garbo, da questa sua gentilezza, da questo suo essere, concedimelo, anche un po' animale sul palco, Sì, no? sì, assolutamente. Questa espressività, questo coinvolgimento su ballo, il modo che aveva di parlare con la gente, col suo pubblico, con le persone che stavano lì ad ascoltare. Cioè, Francesco era uno sciamano sul palco, non era un artista, era un qualcosa di più. E quindi questo grande desiderio di ricordarlo già in carriera mi ha dato questo spunto, questo input in più poi di accogliere che è stata una proposta di Marino di interpretare una loro canzone. Beh, tanto, è che molto molto bello comunque. È un brano che si rifà, cioè le parole del brano sono una poesia di Pinuccio Canu, che è dedicata, è una storia un po' strana quella di questo brano, è dedicata ad Andrea Canu, un giovane ventenne che ha combattuto con la leucemia finché ha potuto. Vabbè, diciamo anche il titolo a questo punto, il brano è Che Fozza in Suento. Quindi uno spoiler questo. Questo è uno spoiler, ma che faccio veramente di tutto cuore perché sono veramente molto legato a questo brano, poi non credo ci sia niente di giusto o di sbagliato nel condividere queste informazioni. No, non ci anzi, penso che sia un valore aggiunto e il farlo qui, farlo a contatto con la natura, con questi suoni, Carrera finisce con questi suoni, no? Ci sono i passi, che sono i passi di una persona che si mette in carrera, che si mette in cammino, che sarebbe un po' Francesco e un po' mi ci vedo io, cioè lui che lascia e io che cerco di seguire quell'intenzione, quel modo di fare, ma lui prendere ispirazione da quel modo di vivere, no? È quello il discorso, secondo me non lascia, ok? Lui non lascia niente, esatto. rimane dentro di te. Esattamente. E finché ci sarai tu. Cioè, no, ma guarda, finché ci sarà qualcuno in grado di ascoltare in generale, cioè, è una cosa molto bella secondo me, ed è un po' quello che rappresenta per me questo titolo, Sinnos, segni, o per meglio intenderci, coordinate. Che hai detto molto diverso dal precedente lavoro, quindi. È un lavoro che va più verso l'interno. Io, ripeto, ho iniziato il mio percorso scrivendo come autore di una canzone che è in italiano e ha delle aperture, delle finestre in sardo. Con questo lavoro poi ho proseguito con Imbattido, che bene o male ha la stessa caratteristica, però con una cosa particolare, che è l'ultimo brano di Imbattido, che è Bentulare, che è una precisa dichiarazione di intenti. Cioè io desidero andare più a fondo, desidero come dire, andare proprio alla radice di quello che è la mia connessione con la mia terra, con il suono della lingua, con gli strumenti, con l'espressività, con gli artisti che ne hanno caratterizzato il suono, artisti eccezionali come il maestro Luigi Lai. Ciao zio Luigi, se vedrai questa intervista, sempre nel cuore veramente, una persona fantastica, un grande esempio di determinazione, di coraggio, di autenticità e di impegno anche nei confronti della musica, perché è importante essere disciplinati. Maestro... Lui è maestro di Launeddas. Ah... Ok, no, però non lo conosco io. Ma dov'è lui? Avrai modo sicuramente, di San Vito. Di San Vito? Sì, San Vito è un paesino vicino a Muravera. Ah, ok. E zio Luigi vive lì, con la sua famiglia. E fa ancora le fa lui le Launeddas? Lui le fa, insegna. Addirittura? Quest'estate sarà presente nel contesto di Mare Miniere, terrà un corso dedicato per insegnare le Launeddas. Mare Miniere tra l'altro organizzato da Elena Ledda, Mauro Palmas, insomma musicisti eccezionali che ho avuto anche la fortuna di incontrare, di conoscere l'estate scorsa.
e che apprezzo tantissimo proprio per questo. beh, Perché un musicista già potrebbe venite. tranquillamente Farsi gli dire affari suoi. io produco la mia musica, invece No, la no. vera grandezza di questi musicisti è la generosità di chi veramente sceglie di impegnare il suo tempo anche nel tramandare, trasmettere, nel contagiare positivamente Tramandare, gli secondo me già altri. basterebbe intanto tramandare, perché stiamo perdendo pure quello. L'arte del crearsi uno strumento era una cosa che appunto, cioè le Leonidas si fanno con le canne. Sì, sì, è uno Quindi strumento cioè, povero, è uno certo, uno strumento strumento che povero, sì. però dalle capacità immense e soprattutto che crea socialità dal nulla, anzi da un qualcosa che non è il nulla in realtà, però è un qualcosa che viene considerato di poco valore. Eppure una tradizione musicale nasce da una cosa del genere. La stiamo perdendo anche dal punto di vista, secondo me, qui a Berkide abbiamo dei reperti anche fotografici che fanno vedere che nei primi anni, cioè anni 30, anni 40 o ancora prima, quando si facevano le prime fotografie, c'erano già a Berkida degli strumenti che non capiamo che strumenti sono, perché sono dei liuti però diversi e di vario tipo. E anche musicologi che hanno visto queste foto non Si sono è riusciti a persa un po' la identificare. memoria, certo. Però io immagino che quella era una tradizione artigianale che, come il ciabattino che fa le scarpe, si è persa nella stessa maniera. Adesso a Berkida non c'è più chi ti fa le scarpe e non l'ha insegnata a nessun altro, in paese non c'è più chi ti ripara le scarpe, te le compri e basta, non ti ripari più niente. È più facile comprare che riparare. Certo, però ugualmente sarà successo con quel tipo di strumento, chissà da dove è venuto o chissà da quale tradizione Ecco, questo è ereditato. interessante perché in realtà delle Launeddas non si ha Una storia una storia certa. precisa, ci sono dei ritrovamenti di bronzetti nuragici che risalgono a circa 6.000 anni avanti Cristo, per cui questo sappiamo. Che suonavano già Ci sono le dei Launeddas, bronzetti, sì, sì, potrebbero con le essere canne. Launeddas o Sì, potrebbero sì. essere flauti, Beh, non lo canna sappiamo. semplice, sì, comunque strumenti A fiato? strumenti a fiato, sì, sì, che sicuramente venivano realizzati con materiali poveri come le canne, sicuro. Sì, sì. E a casa di zio Luigi c'è tra l'altro un bellissimo museo che lui ha coltivato, diciamo, negli anni, ha curato negli anni, in anni di rapporti con tantissimi musicisti. Lui ha recuperato l'identità di questo strumento quando in realtà in Sardegna non era più apprezzato, non era più considerato. E lo ha fatto non in Sardegna, lo ha fatto stando fuori dalla Sardegna. Lui è stato per anni in Svizzera e da lì è riuscito in qualche modo a fare un cambio di tendenza, perché qua negli anni 60 ti puoi immaginare, tutti volevano, c'era il boom del rock, quindi tutti volevano i complessi già con le chitarre elettriche, quindi le Launeddas erano, oppure la fisarmonica. Erano per i Matusa. Esatto, esattamente. E lui invece è riuscito in qualche modo a riportarlo, diciamo, a restituire l'importanza di questo strumento anche cioè a livello comunitario. Alla fine gli strumenti venivano utilizzati per i rituali, no? Certo. Per le feste, Sì, sì. per i matrimoni, Sì, per i rituali. no? E quindi un po' probabilmente più il canto delle Launeddas. Prima è arrivato il canto probabilmente, poi le Launeddas. Si dico probabilmente perché non si ha una documentazione precisa, non si può avere, però sicuramente prima è arrivato l'utilizzo del suono attraverso la voce e poi attraverso gli strumenti. Lo sai che ho sto dubbio se la ritmica è venuta prima addirittura? Può essere. Per il semplice fatto di battere così. La ritmica? Sì, sì, la ritmica sì. Dal punto di vista proprio della genesi dell'Homo sapiens. È possibile, ma poi in perché realtà... sbatti sul tuo corpo, non lo so. Boh, adesso ho fatto un casino sul microfono. Però, no, ma in realtà tutto ciò che è suono è quello che cerchiamo di replicare. Sì, sì, certo. È quello certo. che replichiamo ascoltando forse questo, probabilmente no? Il vento, i suoni della Ci natura. sono individui che suonano con l'acqua, ma col fiume proprio, riescono a fare delle ritmiche interessanti col fiume. Quindi tipo come quando da piccoli davi i pugni al mare, no? Quando arrivava l'onda o magari, vabbè.
io lo facevo. Ma... Sì, ma in realtà è tutto ciò che è suono, che viene oggi inteso come musica, è Però, è il tentativo di replicare un certo, suono comunque certo, che arriva da un certo. suono naturale, da una... Secondo me è musica anche quella a quel punto. certo, sì, sì, assolutamente sì. Ah, ok, quindi mini caseificio Limbara, la ricotta che ci stiamo per mangiare adesso in accoppiata con il miele che sceglierà Daniele. Quindi abbiamo Bardu che è di cardo, Ok, molto particolare quello del carro. Istiu che è invece macchia mediterranea, quindi sarà un millefiori Istiu. probabilmente. Istiu, È sì, stato. scusa, no? Almutto che è a Sfotelo. Ok, E poi invece questo sarà lavanda lavanda, selvatica. ok, Quindi decidi ok. tu, decidi quale aprire. Io Possiamo ne direi... aprire uno, No, io direi al muttu. Quello. Almutto? Sì, Ok. mi incuriosisce, sì. A Sfotelo, vabbè, a Sfotelo qua ne abbiamo visto abbastanza. Visto che è tutto bello fiorito, insomma, Allora, mettiamolo, poggio un po' qui di ricottina, ripeto, ricottina mini caseificio Limbara, tutta roba di Berchidda. mamma mia che meraviglia. Oppala qua. Si mangia con gli occhi sta roba. Qua addirittura, non so se lo fanno anche a Monti, me l'hanno insegnato in realtà abbastanza recentemente. Sì, te. E fanno una foglia di lattuga, Ah, la ricotta dentro e il miele, che ti dà un effetto scrocchiarello tutto, che è molto interessante. la scusa per mangiarne di più. Probabilmente sì, che c'è più spazio. Con l'idea ti lavi la sì, coscienza che stai sì. mangiando anche la verdura. È vero, te stai a buffare. Perché... Aspetta, questa la metto a posto. La regia si vuole ubriacare, quindi ha bisogno di un recap di vino. Mi sembra anche giusto. Eccoci qua. Invece, dove ho messo l'altro cucchiaino pulito? Mamma mia, che spettacolo. Le cose semplici, che sono le cose vere, quelle che ti fanno tenere i piedi per terra. Che se no ci abituiamo solo a stare dietro uno specchio e a vivere dietro uno specchio e a far capire agli altri quello che siamo attraverso le immagini che pubblichiamo, come ci trucchiamo, come ci vestiamo. E gli altri stanno come noi, e gli altri stanno messi male come noi. Oppure peggio pure. Capito? Che non si stanno a fare sti problemi, e se li stanno a fare... La verità è questo, sì, la conversazione autentica. Noi in Sardegna, appunto, abbiamo una possibilità enorme di poter parlare di musica in questi contesti qua. Che mi pare che invece dalle altre parti non hanno. Per noi è molto naturale questo. Tornando a questo punto proprio a bomba, ti faccio una domanda tipica del Sardigna Music Podcast, che è: qual è per te, anche se anche lì potrei intuirlo, il miglior artista sardo di sempre? Adesso direi di sempre. Però, secondo te chi artista? è? Artista. Andrea Parodi. Andrea Parodi? Sì. Beh, tra i 3-4 che potrebbero candidarselo, lui c'è sicuramente. Ti ha influenzato molto nella tua crescita musicale Andrea Parodi? Mi ha influenzato molto proprio il suo modo di cantare, di sentire la necessità proprio di cantare qualcosa di profondamente connesso alla sua anima. Lo vedi quando viene inquadrato dalle camere, no? Nelle testimonianze video che abbiamo. Io l'ho visto solo una volta dal vivo, era il 97 ed era un tour di Tazenda all'anfiteatro proprio qui a Monti, poi tra l'altro qua vicino. Era il periodo di Forza Paris, se non ricordo male, che se non ricordo male è proprio l'ultimo album di Tazenda insieme. Sì. Sì, dico, tu lo vedi dall'espressività di un artista, un po' lo accomuno a Fabrizio De André. Anche Fabrizio De André aveva questa caratteristica, no? Però la voce di Andrea... ma più che altro, non che Fabrizio De André avesse una voce minore, sono due cose diverse, però quello che mi attrae di più, che mi affascina di più è proprio il suono del sardo con le sue frequenze. C'è un'estensione incredibile.
con il suo modo di accentuare le parole, di fare questi vibrati che poi ricordano anche il suono di Maria Carta, no? Quindi è come percorrere un filo naturale, cioè un percorso naturale a ritroso di senso di appartenenza, di tutto, no? Che proprio culmina con il pitch, appunto, di Andrea. Andrea, secondo me, ha espresso, ha portato al massimo livello l'espressività del sardo, della lingua sarda, soprattutto per la sua necessità, anche arrivato a un certo punto della sua carriera, di oltrepassare i confini, cioè di non pensare più al sardo per i sardi, ma di esportare questo pensiero, questo modo di vivere, questo suono di portarlo oltre i confini del Mediterraneo, di portarlo dappertutto. Appunto universale, certo, da quel punto di vista. Infatti non è un caso che nell'ultimo periodo della sua carriera vanta collaborazioni con artisti internazionali come Noah, come Aldi Meola, come altri anche, insomma. Una delle più grandi voci in generale del panorama musicale. Riconosciuto infatti da artisti di ogni parte del mondo, non solo da artisti sardi. Poi sì. Musicalmente di azienda comunque hanno fatto la storia. Forse Forza Paris appunto è quel disco di confine, diciamo. Sì, è vero, è vero. Sì. Album preferito di D'Azienda? Murales. Sì. Ok. Ho avuto la fortuna l'anno scorso di aprire un loro concerto. L'anno scorso riportavano tutto l'album Murales. Dalla dei Sardi ho aperto per loro e poi in un altro contesto più informale il giorno di Ferragosto col Foranci all'Hotel Bahia Caddinas. Quindi comunque anche una grande band veramente, sì. Cioè è affascinante questa cosa, tu ascolti una band dal vivo dopo tanti anni comunque di esperienza, di vissuto, no? Sui palchi, e tu li vedi che sono sempre lì, che brillano, no? Che riescono e che ti arrivano, dal vivo ti arrivano e ti chiedi ma come fai, come fanno, no? Vabbè, ci credono. No, ma è incredibile, no? Perché poi arrivati a una certa età uno dice anche ma... come dicevo prima, l'età... Un po' lo perdi, no? Ma l'età non è... Invece loro no. Come dicevo prima, l'età non per forza è una discriminante nella musica, anzi, nell'arte in generale per quanto mi riguarda. Oh, ne sto facendo un pezzetto a testa, che ne pensi? Ma eia, andrà bene. Oppola, questo è finito un po' più qua. E quindi Andrea Parodi, giustamente, secondo me appunto è una delle voci che più caratterizza la produzione musicale sarda di quegli anni, ecco. Sì, ma secondo me è quello che più è riuscito anche Cordas, certo. Assolutamente, Francesco Piru, Francesco, assolutamente sì, certo. Infatti io faccio sempre questa domanda perché appunto c'è talmente tanto da cui scegliere che non è facile. C'è chi addirittura anche la seconda parte della vita di De André pensa che possa essere dal punto di vista musicale da attribuire alla Sardegna, ecco. Beh, sicuramente la sua esperienza con il rapimento e con tutto quello che ha vissuto, paradossalmente l'ha portato ad approfondire ancora di più, a cercare di capire ancora di più la natura dei sardi, anziché condannarli, questa cosa che non solo è stato in grado di capire il gesto, ma addirittura quasi quasi di spiegarlo ai sardi stessi, sì. Perché la verità è questa. Abbiamo dovuto rimuovere un commento a proposito di odio social, eccetera, eccetera. Abbiamo dovuto rimuovere un commento perché uno ha scritto qualcosa contro i nuoresi, perché i due che hanno rapito De André erano di Nuoro, vabbè. Io gli ho spiegato appunto, guarda che De André ci ha dedicato una canzone a questa cosa, con toni diversi dai tuoi, che invece se la prendeva con i nuoresi. Di conseguenza credo che non bisognerebbe giudicare da subito, al massimo analizzare come faceva lui. Questo ha risposto
in una maniera tipo A tabula rasa. a tabula rasa, insultando chiunque, bestie di Nuoresi, tu sei sardo, ma che ne sai, io sono di Alghero, cazzate. Infatti l'ho dovuto bloccare perché era inutile continuare. No, vabbè, ma quelli sono i cosiddetti leoni da tastiera. I leoni da tastiera, sì, sì. Vabbè, infatti inizialmente stavo a rispondere, vai e dillo a Nuoro sta roba. Sì, ma vai Poi ho cancellato tutto, non voglio alimentare cose del genere. Ma sono assolutamente, purtroppo sono i limiti dei social. Questo mangio io, questo è per te allora Dani. Grazie, purtroppo sono i limiti dei social. Sì. Quanto può essere utile questo strumento ha dei grossi limiti come questo. Cioè, non è una seduta dallo psicologo, ma è una condivisione di passioni, interessi che devono essere comunque ai margini. Ecco, quello che si fa fatica veramente a inquadrare è quanto ci sia autenticità, cioè vita reale, nella condivisione attraverso i social e quanto invece siano il margine dell'esistenza di un uomo, di una donna. Insomma. Dovrebbero essere. Dovrebbe essere. O come dici tu prima, appunto, uno strumento. Al momento invece la socialità è completamente, soprattutto per le nuove generazioni, spostata sul social. Prevalentemente sui social. Tutti conoscono amici sui social, si confrontano sui social. E una domanda appunto sempre anche classica del Sardinia Music Podcast è questa. Lo streaming. Come è cambiato e come secondo te cambia il modo di approcciare alla musica di giovani e di adulti lo streaming che ultimamente la fa da padrone senza ombra di dubbio? Lo streaming cambia tutto perché un artista non si può, come dire, piegare a queste dinamiche. Un artista ha bisogno principalmente di esprimersi faccia a faccia col suo pubblico e quindi attraverso i concerti, quindi attraverso queste cose, le interviste, le manifestazioni, quanto più è possibile essere presente fisicamente. Lo streaming è uno strumento come il social, è uno strumento passivo, è uno strumento utile, comodo, che ci dà libero accesso a un bagaglio infinito di informazioni musicali, quindi di produzioni, di ascolti, però allo stesso tempo può essere pericoloso perché dal momento in cui non hai un contatto diretto con la tua preferenza, con il tuo artista, con quel suono, cioè rischi di ascoltare qualcosa senza un motivo preciso, ecco, sostanzialmente è questo quello che cerco di dire. No, è giusto secondo me, perché la musica è diventata secondo me un contorno al giorno d'oggi. Contorno per fare palestra, contorno per cucinare, un contorno per fare la spesa, andare a fare jogging. Non c'è più attenzione all'ascolto, certo. Sì, esattamente. Quello che hai fatto tu appunto, darmi il tuo album in mano, io potrò averlo, sfogliarlo, inserirlo e quindi decidere di ascoltarlo, già è leggermente più profondo e più concreto, capito? Certo, perché uno si presuppone che lo faccia con una certa cura, un po' come era l'ascolto col vinile, no? Allora, qual è questo? Il materialismo, no? Sì, che una volta era, per quanto mi riguarda, da denigrare anche il materialismo, no? Adesso invece sembra che il materialismo stia dando, a confronto con lo streaming, certo, un qualcosa di più cavolo, sta tornando necessario, certo. Certo, è così, è così. Per forza. Ci sono brani che riascoltandoli aprono alcuni periodi o addirittura io direi stanze della tua vita, cioè c'è una canzone che tu risentendola ti trasporta e ti materializza ovviamente nell'immaginario il posto in cui eri, magari che l'ascoltavi in quel periodo. C'è una marea, è un domandone questo in realtà, perché io essendo una persona molto emotiva mi nutro proprio di questo. Una in particolare. Another Day dei Dream Theater. Ah, e che cosa ti riapre? Mi riapre un periodo in cui stavo iniziando proprio a imparare le prime cose con la chitarra, i primi assoli e quindi i primi traguardi. E mi ricorda il profumo di quella camera da letto, quella introspezione, quel momento di acquisizione di questo strumento, di questa capacità che non pensavi di avere fino a quel momento e che invece era possibile, si poteva fare. Ascoltando e replicando capisci che sei suono, ecco, in qualche modo. Ecco. Puoi essere suono se vuoi, se ti impegni. Sì, se senti.
Se senti, E quindi ti certo, riapre, e la domanda è appunto questa magia che fa la musica. Solitamente se tu non ascolti quel brano hai più difficoltà a ricordarti quel periodo, quelle ambientazioni. sì, probabilmente ci sono anche altri brani che mi riportano allo stesso periodo, però sì, fondamentalmente sì, ci sono delle Ok. canzoni che sono più in grado di altre magari di farti proprio veramente vivere, percepire, quasi quasi di sentire, come ho detto prima, Sì, gli sì, stessi i profumi, profumi. cioè I ci profumi è sono... molto particolare come cosa. Sì, sì. Sì, nella casa dove stavamo avevamo il parquet, mi ricordo, quindi veniva trattato spesso con dei, no? Con dei Sì, sì, sì. prodotti. Noi siamo poveri, cioè siamo poveri, Dio brutto da dire. Sono come dire, indifferenti, ecco, e non l'hanno mai trattato anche da me, c'è il parquet, ma non l'hanno mai trattato, quindi questo profumo non so di che parli. Però sì, io ho delle stanze, io che essendomi trasferito da Roma, figurati, alcune cose posso accedervi solo e esclusivamente con la memoria, non potrò mai, mai, mai e poi mai rivederle, e alcuni brani, alcuni album soprattutto, mi ricostruiscono un ricordo, altrimenti se non ne ascoltassi sarebbe più difficile accedervi. Quindi è questo che penso che la musica faccia anche come contenitore di altre cose. Assolutamente sì. Quindi È uno strumento sano veramente come tanti altri chiaramente, però sicuramente da pesare e da tramandare, come dicevamo prima, alle nuove generazioni come uno strumento non facoltativo ma necessario. alla vita secondo me sì. Alla vita reale, autentica, sì, perché tu come fai a sviluppare una tua identità se non hai a che fare con queste esperienze? Cioè di che cosa ti basi? Ti basi di che cosa? Di una foto fatta bene su Instagram? Sul filtro che hai usato? Cioè, Infatti ma come sono molte cazzo fai? persone prive di personalità e vuote, perché non tutto riempie. Già Poi, non siamo contenitori e questo eh, andrebbe detto, però se poi ti vedi come contenitore e ti riempi di cose che non hanno nessun tipo di consistenza, poi per carità c'è anche da dire che è uno strumento talmente recente del quale non abbiamo comunque una certa consapevolezza. Magari può essere che fra 10 anni scopriamo che i giovani di oggi che stanno così attaccati alla tecnologia sviluppano ma purtroppo un'attitudine maggiore in tante altre cose, capisci? Cioè, purtroppo già stiamo vedendo i risultati adesso. Quindi ci sono i bambini che diciamo che hanno, al momento hanno come si dice, le crisi d'astinenza di cocaina, questo drabippato, ma in realtà è il tablet. Cioè vanno all'ospedale con gli stessi sintomi di crisi d'astinenza da sostanze come la cocaina è per vero, il cazzo, tablet. è vero. È Io guarda, così. quello che ti faccio riferimento appunto è questo, io se sto qua, vedi, non uso il cellulare, mai. Quando sto in campagna non uso mai il No, ma anch'io l'ho cellulare, lasciato in macchina quando sono arrivato, appunto. non so Perché? neanche... Perché col cellulare, sai quante volte mi ritrovo a pensare, No, senza no. cellulare, scusa, mi ritrovo a pensare a cose che non avrei mai pensato. Cioè io sto qua davanti al fuoco e mi vengono in mente ricordi che non c'entrano assolutamente niente con quello che sto facendo, con quello che Bellissima sto questa cosa, è vedendo. bellissima Col questa cosa. cellulare non penso assolutamente a niente. Ecco. Cioè il cellulare non penso, Ecco, questo nonostante gli mette... stimoli che ho, non penso a niente, non ricordo e non ricordo. Mentre se io sto qua senza il cellulare ricordo. L'abituarsi a dimenticare non è una bella cosa, secondo me. Ma guarda, questo mette in evidenza un aspetto meraviglioso, secondo me, che è l'importanza, soprattutto nei più piccoli, nei giovani, di annoiarsi. Certo, certo. Annoiatevi. Certo. Perché annoiando Perché grazie alla noia che poi si muove il cervello, che automaticamente si creano nuove connessioni, certo, nuovi stimoli, certo. nuovi interessi. Proprio da lì, è dal buio che si valorizza la luce. Quante no? gocce hai visto scorrere sul parabrezza della macchina quando pioveva, aspettando magari qualcuno in macchina? Vogliamo parlare dei fiocchi di neve quando nevicava? I fiocchi io a Roma La non li magia dei vedevo. fiocchi di neve sul parabrezza. No, ma è E incredibile. richiedere a tuo padre ferma la macchina perché certo. voglio toccarli sti fiocchi di neve. No, no, meraviglioso. Sì, sì. Ecco, una domanda appunto a pennello, tanto sono nella lista, Vai. è questa. Come secondo te, analisi ottimistica o pessimistica è indifferente, però come secondo te approcceranno le nuove generazioni tra 10 anni alla musica? Cioè tu ad esempio sei dell'83,
come hai approcciato la musica fisicamente? Ecco, diciamo, prima mi hai detto la radio, no? E mi hai detto la radio, adesso dubito che le nuove generazioni approccino con la Bella radio. domanda, è molto interessante questa domanda, ma guarda, io credo che fondamentalmente faranno la stessa cosa che hanno fatto tutti gli altri prima di loro, si guarderanno indietro. E io devo confutare questa cosa, perché mi sto accorgendo che i giovani d'oggi sono le prime generazioni che non ascoltano le generazioni precedenti, mentre noi, appunto, a voglia te, pure troppo. Adesso, pure troppo. quella di adesso è probabilmente una tendenza, come tante altre ce ne sono state, però Sì, non so chi come andrà. vuole approcciarsi alla musica intesa come produrre musica, Ok. non ascoltarla, Vabbè, ma anche ascoltarla è tanto, no? tutto nasce dall'ascolto, ma un conto è l'atteggiamento di uno che vuole diventare suono e un conto è l'atteggiamento di uno che fruisce il suono esattamente come viene propinato, cioè nel supermarket, Certo, come certo, condimento ovviamente, dell'esistenza. ovviamente. Però ci sono comunque delle persone, più di altre, a prescindere dal momento storico che stiamo vivendo oppure no, che hanno questa vocazione. È una vocazione quella di imparare a suonare uno strumento, di replicare della musica, di fare qualcosa di autentico. Quindi credo che sostanzialmente succederà quello che è sempre successo, cioè che per replicare un suono si avrà sempre comunque la necessità di guardare quello che è stato fatto prima. Però, come fa un esempio Alain Pattittoni, Sì. lui dice appunto, al momento, per guardare indietro, io non ho il supporto. Nel senso, magari, ovviamente tu sì, ma la maggior parte delle persone non hanno uno stereo, non possono andare a guardare quella che è la discografia del loro padre, del loro madre, del loro zio, quasi mai. Mio padre e mia madre non sono musicisti neanche lontanamente, però avevano la loro discografia. Non hanno un esempio da seguire, vuoi dire? Non c'era proprio un qualcosa di concreto da vedere. Nel senso, io voglio ascoltare la musica di mio padre in questo momento. Dovrei andare sul suo cellulare e scorrere la cronologia di Spotify o di YouTube. Ma in realtà cambierà la modalità, nel senso che questa cosa... ti fa perdere secondo me qualcosa, il fatto di avere invece l'approccio fisico anche... Ti fa perdere quel gesto, tra virgolette, forzato di dover prendere il disco di tuo padre e metterlo nello stereo per ascoltartelo, però in realtà... perché forzato? Cambiate... No, forzato nel senso obbligato, scusami, sì, non ok, forzato, ok. volevo dire obbligato, Sì, mi sono obbligato. espresso male. Però in realtà credo che rimarrà comunque una traccia di questa cosa, perché io faccio l'esempio di mia figlia, che mia figlia ha una marea di archivio musicale in casa al quale può tingere e non lo fa, non lo fa oggi, però tutto quello che sente che io ascolto, che sente che ascolto, che suono, che faccio, comunque gli rimane. Ma lei c'ha una fortuna indifferente, non indifferente. È una roba che gli resta, ma guarda, anche i musicisti poi alla fine, cioè chi sceglie di esprimersi in musica, i musicisti di domani avranno comunque una connessione precisa. È vero, però come dicevamo prima, tu non vieni da magari genitori musicisti, vieni da Sarà genitori... più raro? Possibile. Ma questo secondo me è un problema, perché che ci sia più rarità, sempre più rarità, e io mi ritrovo con generazioni di persone con cui non posso parlare di musica. È per questo un problema. che è importante continuare a portare avanti la musica, farlo in modo autentico, crederci, cercare di coinvolgere soprattutto i giovani con l'autenticità, la naturalezza del fare questa cosa qua. Io ci credo tantissimo, guarda, a 42 anni. Si vede, no, si vede, e traspare anche dai tuoi pezzi, la verità. Credo che ci sia veramente tanto in questo prima di tutto, perché questo sarà quello che poi resterà maggiormente a loro domani. Cioè, perché poi il resto sicuramente, diciamo che l'evoluzione tecnologica sta schiacciando tutto, è inevitabile, sì, è così. È così, non si hanno più i cardini, non si hanno più i riferimenti. Oppure ce li hai ma sono già confezionati, come dicevamo prima. Ti vengono suggeriti. No, ti vengono proprio ormai confezionati. Il punk è stato definito appunto come corrente in cui la gente aveva sto taglio dei capelli che c'ho io, sì. che non... Cliché.
E adesso appunto ti ritrovi con vuoi essere punk, ti prendi su Amazon la toppa, te la ordini e te la compri. Prima se volevi essere punk dovevi andare a un concerto punk, sì. capito? Obbligatoriamente. Vivere Viverlo, quella fartelo modalità. piacere, perché magari andavi e te faceva schifo e te ne È vero. andavi. Il gruppo, la toppa che ti volevi staccare sul pantalone, te la dovevi comprare dal gruppo, perché non è che te la ordinavi su internet. No, Poi guarda, è spuntato Amp. io penso che stiamo toccando dei livelli talmente bassi in merito a questo che da qua in poi possiamo solo riemergere e la capacità di riemergere Meno male che è determinante proprio in funzione di quello che viene tenuto in vita, anche ostinatamente, certo. no? Anche andando controcorrente. Ecco, io mi ritengo sicuramente un artista che va controcorrente, perché pubblicare nel 2026 un disco sintetico, scarno, dove si cerca di mettere al centro di tutto ciò la funzione della parola, con il minimo sindacabile di arrangiamento che va a veicolare questo, ci devi credere per forza. Cioè, io credo veramente che ci sia un mondo da lasciare alle nuove generazioni che è decisamente tutto ancora da scoprire per loro. E hanno bisogno semplicemente magari di un po' più di fiducia da questo punto di vista. Io sono molto fiducioso nei giovani e sono sicurissimo invece che fra 10 anni, fra 15 anni ci sarà questo ricambio, per il semplice fatto che ci sono delle cose che sono necessarie e poi ci sono delle cose che sono superflue. Le emozioni non sono superflue. Tutto ciò che sta accadendo, l'intelligenza artificiale, tutto questo gran rumore di suggerimenti di come uno deve vivere, di cosa deve indossare, di come deve essere, come non deve essere, morirà. Perché alla base di tutto, dei rapporti e della vita concreta, c'è sempre questo, c'è uno scambio diretto. Per vivere, è vero, oggi puoi anche fare dei mestieri, dei lavori che ti permettono di camparti lavorando con i cellulari, ma sono comunque una minima parte. Io credo fortemente nel valore del contatto, nel valore umano, di uno sguardo, di una stretta di mano, della parola, del vivere in modo autentico, di un bicchiere di vino con la giusta compagnia, del lavorare uno a fianco all'altro, di fare squadra, di tutte queste cose che ci rendono unici. Tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia invece ci vuole uniformare, ci vuole rendere tutti uguali uno all'altro il più possibile, perché così siamo tutti più, tra virgolette, gestibili, diamo meno problemi. E così, infatti l'artista questo deve fare. Soprattutto il cantautore, ma l'artista in generale, l'arte deve essere un contrappeso a tutti gli schemi del sistema e della società. Deve andare controcorrente, deve offrire una prospettiva che diversamente non ci sarebbe. Assolutamente d'accordo, tra l'altro appunto secondo me, non solo secondo me, la musica, soprattutto il cantautore, deve essere estremamente attaccato al movimento sia sociale, politico, estremamente attento a quelle che sono le sue quotidianità, però a un livello collettivo. E non può estraniarsi da tutto ciò e pensare solo alla musica. La musica e un cantautore soprattutto deve vivere i tempi che vivono tutti gli altri. Certo. Di conseguenza deve anche capire, cercare di analizzarli. Il fatto di essere contrapposti alla società, questo è quello che si faceva una volta. Quindi a te bisogna darne davvero una lode, perché non è così da tempi immemori, e anche tanti artisti di un certo spessore si sono dovuti piegare a questa cosa qua, perché prima il cantautorato appunto era estremamente legato alla situazione politica, giovanile del proprio paese. Di conseguenza questa appunto sempre all'interno del Sardinia Music Podcast abbiamo la domanda che è quanto un cantautore debba essere politico, o se un cantautore è politico di per sé. Ma io credo che la natura del cantautore sia già fare politica in qualche modo, no? In un certo senso. E adesso non puoi offrire una prospettiva
se non hai un'idea chiara e precisa di ciò che stai cercando di raccontare e ciò che vorresti, non dico suggerire, ma condividere. O comunque aprire un tema. Aprire un tema, un dialogo, esatto, ma perché la musica alla fine, cioè tutta l'arte, come diceva qualcuno, è assolutamente inutile. Non serve a risolvere i problemi, ma può servire quantomeno a parlarne, ad affrontarli, a guardarli da più prospettive, a offrire altre visuali, ecco, basta, tutto qua. Quanto credi che la musica al giorno d'oggi sia controllata? Direi parecchio. Vero? La musica è molto gestita, secondo me, dai massimi sistemi, è gestita dalla visibilità che attualmente è concessa solo attraverso determinate strutture, purtroppo, ahimè. Non ci sono più le possibilità che c'erano invece fino a 30-40 anni fa per un artista di riuscire ad emergere con delle buone basi, delle buone qualità, perché non ci sono più gli spazi. Non c'è più, che ne so, il Festival di Castrocaro. Non conta più dove niente. tu andavi, cioè c'è, esatto. C'è, ma non conta più niente. No, non è che non conta più niente, Nel però senso- diciamo che non ha più il peso magari che poteva avere una volta. Chi vince il Castrocaro oggi non va a Sanremo domani, ecco, uno più uno fa due, no? Parliamo di massimi sistemi. Prima era diverso, Castrocaro era può un essere riferimento gestito. a livello internazionale. Sì, Quindi, esattamente. Sì. Adesso però se tu chiedi a un giovane di 20 cambiato. anni Castrocaro, a parte un musicista già Lo navigato, affronti come esperienza, lo affronti perché sai quello che è la storia di questo festival, che è una storia meravigliosa, però non ha più il peso di una volta, purtroppo, per tanti motivi. E quindi per un artista emergente che potrebbe essere anche un vecchio come me. Vabbè, un vecchio. Che cazzo sei? Diciamo che Quale vecchio? Fossero vecchi. Allora è un po' più complicato, diciamo, raggiungere uno spettro più ampio di ascoltatori, di utenti, cioè, o vai in televisione oggi come oggi o sei un perfetto nessuno, ecco, questo Dirò, volevo dire. anche questa cosa della televisione ormai ha perso completamente il Tra appeal. l'altro, sì, Secondo sono me d'accordo. la nuova televisione è YouTube, ad esempio. Cioè YouTube è vissuto e a testimoniarlo sai che cosa c'è? La pubblicità. Che adesso, prima su YouTube hai visto, erano molte pubblicità di un vario tipo, adesso c'è Dixan, le classiche pubblicità che trovavi È vero questo, però come dice il mio grande amico Marino De Rosas, il televisore rimane sempre comunque il mezzo che ha più utenza, che ha più richiamo mediatico. Cioè, Per adesso parliamoci sì, chiaro. sì, sono d'accordo. Fai una comparsa di un minuto su Rai 1, in qualsiasi programma, Per adesso sì, ancora hai il sì. 99% del risultato. Fai un bel video su YouTube Non è detto un cazzo, capito. come Kelos De Mare che ha quello intendi tu? Sì, che sì. ha 65.000 visualizzazioni. Sì, sì, Attenzione, sì. perché io non mi sarei mai aspettato di raggiungere un risultato del genere. Invece Però sì. non vai da nessuna parte, cioè al di là di dalla soddisfazione di dirtelo a te adesso o a voi, Vabbè, però quello è più libero, no? È una scelta. quella è una roba, sì, è un risultato, diciamo, tra virgolette, autentico, Esatto. cioè che non è dipeso che da non è dopato dalle pubblicità che passano in televisione. dal programma, dall'orario. Quello è importante. Però, ripeto, cioè, se uno vuole, oggi come oggi, tu mi hai fatto una domanda precisa, quanto è compromessa la musica, no? Se non ricordo male. Quanto è controllata? Quanto è controllata la controllata musica? proprio? La musica è controllata da tutte queste cose qua e purtroppo non è che ci sono molti cazzi, scusando il termine. No, ormai ho già. Ok. Cioè uno o persiste o insiste, ci crede veramente in ciò che fa, in quello che sente, diversamente ciao. Cioè, è molto oggi come oggi è molto più difficile di 30 anni fa, sicuramente. Sì, sì. Ci sono molte meno possibilità anche di farti conoscere attraverso i festival, anche i festival, anche le realtà più piccole non si sbottonano, cioè non ti offrono la possibilità, te che sei uno sconosciuto, anche se hai un buon disco, di toccare quel palco. No. Ok? Devi avere tutto. È molto più difficile. Ci riesci, non è che non ci riesci, magari se insisti ci riesci, ma è molto più faticoso, cioè. E non dovrebbe esserlo se tu hai le qualità. Non dovrebbe esserlo, tecnicamente non dovrebbe esserlo, o meglio. C'è anche da dire che oggi come oggi la musica è talmente inflazionata, è talmente satura di produzioni, Sì. che è difficile anche per chi organizza un festival
scegliere cosa portare e cosa no. È anche vero questo, no? Ci sono però dei direttori artistici che dovrebbero saper giudicare a prescindere dal numero che hai di mi piace su YouTube e su Instagram. Sì, è vero, è vero. Cioè, È vero. conosco appunto, prima abbiamo nominato Moder, non so se off camera o in camera, ma Moder, nonostante la bravura e da tanti anni che è in giro, non è conosciuto, cioè non è Come dovrebbe, certo. E non è stimato come dovrebbe, ma anche perché lui si vede chiaramente una persona estremamente umile e non gliene frega niente di fare le comparsate in TV e di fare altre cose, gli interessa altro. Però un parallelo col lavoro che hai fatto tu a me mi sembra abbastanza calzante, perché cantautori non ce ne sono tanti veri, tra l'altro. Il lavoro che hai fatto tu in Battitu è comunque un lavoro molto molto maturo, completo, che secondo me dovrebbe essere già, e se non fossero stati questi tempi malati in cui vanno solo a causa appunto dell'industria musicale schifezze, secondo me avrebbe avuto un risalto regionale e nazionale molto molto più alto, perché quello che hai fatto secondo me è un lavoro eccezionale. Ti ringrazio. Ma non può essere valutato bene, tra virgolette, in come abbiamo detto, un contesto saturo di davvero di immondizia, di immondizia. Come puoi abituare l'ascoltatore a sentire certi pezzi tuoi, se è abituato a un pezzo da 30 secondi, 40 secondi su TikTok? Per ascoltare un pezzo comunque tuo, invece, si dovrebbe comunque prendersi il giusto e meritato tempo che ci vuole per un pezzo del genere, per un album del genere. Io, tu, noi siamo navigati, lo facciamo a prescindere, ma le nuove generazioni questa cosa gli deve essere piano piano riportata, come dicevamo prima, secondo me. Bisogna seminare, bisogna avere il coraggio di continuare a credere. Bravo, ti ho dato la parola giusta, che seminare. È quello che fate voi, è quello che cerco di fare io, è quello che fa chi crede nella musica. Tu hai già seminato, secondo me parecchio. Noi ancora dobbiamo prendere coscienza che siamo alberi, poi potremo seminare. Una volta aver avuto coscienza di essere alberi, potremo forse seminare, poi mettere radici. Ma al momento non ce ne stiamo accorgendo. Piano piano. Pensiamo solo ad essere macchine, capito? Pensiamo ad essere macchine che devono produrre, e questa cosa secondo me è all'antitesi dell'essere umano. Comunque, tornando invece alle domande sempre del Sardinia Music Podcast, che poi ci perdiamo qua, no, alcune poi mi pento di non avertele fatte. Sì. Facciamo un'altra puntata. Voglio, quello sicuramente. Una domanda è libera però, e questa te la faccio perché è la prima volta che la faccio. Se ti dovessi chiedere, parlami di quello che vuoi, di cosa parleresti? Io? Sì. Parlerei di quanto è bello sentirsi liberi nel fare ciò che veramente si è, nel seguire la propria vocazione, e di come mi sento in questo momento. Proprio alla grande. Quindi prendete un consiglio a tutti praticamente. Seguire assolutamente il proprio istinto, mollate qualsiasi cosa vi faccia procrastinare. Vivere in un contesto sbagliato attorno a persone sbagliate, in qualsiasi dinamica di costrizione, cioè che vi allontana da ciò che siete veramente. Cioè, la cosa fondamentale, la vita è una, e basta. E soprattutto si brucia molto molto rapidamente, e te ne accorgi solo quando arrivi alla fine, perché mentre la stai percorrendo sei talmente concentrato nel devo, che poi ti ritrovi come me a 42 anni e pensare, cazzo, se l'avessi fatto prima magari. Ma no, vabbè, scherzo, dai. No, è importante seguire. Non te lo faccio dire. È importante. Non te lo faccio dire perché con i se e i ma non ci si fa niente. Se sei arrivato a fare questa cosa qua è perché magari ci dovevi arrivare adesso. Assolutamente, no, è vero questo, però è proprio importante, è una figata sentirsi finalmente liberi. Io oggi mi sento così. Sono grato infatti appunto di tutto quello che ho vissuto fino a questo momento, che è servito a maturare questa coscienza e questa consapevolezza. Poi bisogna anche essere un po' incoscienti, non si può gestire tutto, non bisogna avere la pretesa di controllare la propria esistenza. La propria esistenza è quello che siamo adesso, oggi,
e possiamo decidere adesso e oggi cosa vogliamo essere. Chiunque, possiamo essere qualsiasi cosa, basta volerlo, basta credere in quello che è la propria vocazione e soprattutto impegnarsi, perché anche essere un cantautore nel 2026 è un bel impegno. No, anzi. Cercare gli spazi dove farsi conoscere, dove poter portare le cose da suonare dal vivo, dove avere uno scambio col pubblico, scegliere i collaboratori, i musicisti, Roberto Pizzoi che saluto, Daniele Barbatto che ha iniziato a collaborarci quest'anno, è un musicista eccezionale, Luca Folino che ha registrato la batteria su Bentulare nel disco di Imbattitu, Gianluca Cogli il bassista, cioè tutta una serie, Alberto R dello studio, tutta una serie Tutte di persone, Giuseppe, Franco Meris, Marco, persone eccezionali che si palesano sul tuo cammino solo quando tu inizi veramente e decidi che quella è la tua carriera, che quella è la tua strada. Io quello che posso dire è solo questo, no? La mia piccola esperienza. Vabbè, grazie guarda, mille come contributo. Posso dire che non mi sono pentito fino a questo momento di aver fatto qualsiasi follia, perché sono state fatte anche delle follie, perché devi fare delle scelte, a volte anche determinare gli impegni economici quando sei un operaio, hai una figlia da campare, un mutuo da pagarti, per cercare di far coesistere tutti questi impegni è particolarmente difficile, quindi ringrazio anche tutte le persone che mi sostengono, oltretutto, in questo, che sono tantissime, non posso nominarle tutte, ne ho nominato alcune adesso così a braccio, ma ci servirebbe un podcast a ce ne parte. sono veramente talmente tante che non finirò mai di ringraziare con tutto il cuore, però sostanzialmente seguire il proprio istinto. Non bisogna procrastinare, quando una persona sente che in un contesto sbagliato deve avere il coraggio di dire basta, mi fermo e cambio, senza scuse, senza interpellare nessuno, bisogna avere le palle di cambiare. E la vagina Punto. anche. Allora. Per essere gender friendly. Comunque sì, c'è un'intervista a Jim Carrey, anzi c'è un discorso che fa Jim Carrey, non so se l'hai mai sentito, in cui lui racconta appunto dell'esperienza di suo padre, che lui diceva essere il miglior comico che abbia mai conosciuto, che lo faceva ammazzare dalle risate ed è stato proprio lui ovviamente a innamorare della comicità. Solo che il padre, che lui appunto ripete, Jim Carrey ripete, secondo lui era il miglior comico che abbia mai conosciuto, scelse un'altra vita, una vita più sicura, non quella appunto del teatrante, del comico. È più facile. Si trovò un lavoro, per appunto un'azienda sicura, fece una famiglia e però che succede? A fine discorso Jim Carrey dice però dopo 20 anni, 30 anni che lui era appunto in una vita che sembrava sicura, l'azienda fallì, lui venne licenziato e noi passammo un periodo orribile. Quindi quello che dice Jim Carrey è questo: a prescindere da tutto, segui quello che ti fa stare bene, perché sì, tanto non lo sai come va a finire, sì, ma anche la se sicurezza, poi, il lavoro anche sicuro, se poi va male, però almeno te la sei vissuta. Esatto, dice hai esattamente vissuto, questo, cazzo, se anche va male, come può andare, esatto, dice proprio questo, esatto. Se anche va male, almeno hai fatto quello che ti piaceva fare. Eri vivo. Invece magari ti può andare male anche facendo qualcosa che credi che non ti piace. Può andare peggio, certo. Certo. Bellissima questa, no, non l'ho mai vista. Sì, lui la fa in un discorso, credo, di una primazione di un college di laurea, appunto. È stupendo. Cui lui fa questo discorso e dice, ragazzi, bellissimo. Cioè, fa questo esempio plateale. E per lui è stato un esempio questo, perché lui ha creduto appunto nella comicità, nel voler fare il comico, vedendo suo padre che appunto dopo 20 anni di aver fatto la cosa giusta, la cosa più sicura, si era ritrovato con i pezzi al culo come chiunque altro. E a quel punto preferisco fare qualcosa che mi piace in quel periodo. Poi magari mi ritrovo con le pezze al culo lo stesso. Però sono felice. Però sono stato felice. Come quello che dice invecchio, c'è una ruga, la guardo e sorrido, non col rimpianto, con la lacrima, ma come dire, guarda. Sono stato uno stronzo, però almeno stato. Non so quale donna spettacolare, adesso mi sfugge, mi perdoneranno, ma disse: le rughe che ho in faccia me le sono guadagnate tutte. Che perché meraviglia, sono momenti di espressione, di gioia, perché mi devo fare il lifting e cancellare una cosa che io ho vissuto. Fantastico. Invece, tornando un po' coi piedi per terra, noi veniamo da un posto, Berchidda, Monti, Olbia, che d'estate è completamente invaso, adesso più che mai, dal turismo.
La mia domanda è questa: quanto influenza il turismo di massa nella musica e nella scena musicale in Sardegna, secondo te? Ma io credo tantissimo, proprio perché alla fine ci sostentiamo, cioè la nostra economia fino a 60-70 anni fa era basata prevalentemente sulla pastorizia, oggi è basata prevalentemente sul turismo. Quindi tutto ciò che noi offriamo come spazi e occasioni di scambio culturale col turismo sono le principali occasioni che abbiamo di esprimerci. Al di là delle sagre e di tutto ciò che viene condiviso e realizzato durante l'anno, durante i periodi invernali come Autunno in Barbagia, cioè periodi meravigliosi con iniziative incredibili, bellissime, che riguardano la nostra tradizione, non avrebbero senso oggi come oggi se non ci fosse questo flusso del turismo. Sono stato a Mamoiada per esempio il 17 di gennaio per la prima discesa dei Mamutones, il giorno della festa di Sant'Antonio Abate, che per loro è un giorno sacro, per vivere l'introspezione del fuoco e quindi dell'attesa dei Mamutones. E lì ho capito proprio questa cosa, perché era veramente pieno di turisti, c'erano quasi quasi più turisti che sardi, che si avvicinavano ai fuochi e tutti ripetevano la stessa domanda. Ma guardavano Daniele Mameli, che saluto, un grandissimo artigiano di maschere della bottega Mameli appunto, e guardavano Daniele e chiedevano: ma i Mamutones quando arrivano? Ma a che ora passano i Mamutones? Con l'accento un po' milanese. Ma Mamutones cosa sta arrivando? Sì, Cazzo, guarda che qui figa, a che ora arrivano i ci abbiamo a Mamutones? fare la scena all'agriturismo. E lui con questo sorriso impassibile che spesso e volentieri appunto aveva la tanica di vino in mano perché offriva da bere, lì si offre da bere, si ospita Certo, chiunque, certo. Cioè l'ospitalità un po' come qua, lì è veramente considerata sacra, una cosa meravigliosa che Sardegna è caratterizza appunto la In nostra nessun'altra identità. regione, Cioè, ok, conosco tanti amici che sono come noi, pugliesi, calabresi, però così diffusa non c'è in altre regioni. Sì, è molto marcata qua. E appunto li guardava e rispondeva, magari versando anche un bicchiere di vino nel frattempo. Certo. I Mamutones quando devono arrivare arrivano. Tu devi stare qui attorno al fuoco, vivere l'introspezione del fuoco. Quando senti il suono che potrebbero arrivare da qualsiasi parte, da qualsiasi zona, ci sono due gruppi, uno prende la zona bassa del paese, uno prende la zona alta del paese. Non c'è un orario, devi stare qui e devi aspettare. Ti offriamo un bicchiere di vino. E questa penso che sia una delle, no? Delle cose Però che questa è una cosa che, appunto, la mia domanda era: quanto influenzi il turismo nella Sardegna? Qui è piuttosto la Sardegna che influenza il turista. Ma ancora in questo guarda, caso. secondo me Fortunatamente. una cosa è legata all'altra, perché comunque per noi è fondamentale organizzare degli eventi per accogliere in un certo qual modo, no? E quindi proprio in funzione di ciò che abbiamo parlato fino a questo momento, cioè quanto la musica può essere anche guidata e come dire, controllata, oggi come oggi, si riflette anche su questo. Un festival come il Red Valley, perché ha tutto questo successo? Ha tutto questo successo perché ci sono gli artisti che primeggiano fra tutti gli artisti nazionali, perché c'è comunque un certo indotto. Però chi è che ci va? Ci vanno prevalentemente i teenager, i ragazzini, Anche i turisti grandi, i turisti, ma sempre soprattutto i turisti, soprattutto Il Red i Valley è turisti. fatto per i turisti, come il concerto dei Giovanotti che faranno. D'altra parte non si può neanche negare che anche una band come Itazenda, con la loro opera musicale, con tutte le loro produzioni, hanno cercato di diffondere il linguaggio identitario sardo con tantissime contaminazioni. Ma quello è un altro discorso, no? Però è un discorso non ha a che fare col turismo, bensì in generale con il mondo. È un discorso che gli ha reso possibile però avere una popolarità nazionale, per esempio, di fare il Sanremo, di arrivare
a un ascolto più ampio, ad arrivare a un'utenza molto più ampia. C'è chi quella scelta l'ha criticata. Vabbè, chi critica di solito. Cioè criticata, l'ha analizzata, no, non criticata. C'è chi fa e c'è chi critica. No, io parlo ovviamente di estimatori di Tazzetta, non di persone a caso, che hanno criticato quel tipo di scelta perché innamorati dei primi Tazzenda. Cioè che dopo Forza Paris magari... No, ma in realtà i Tazzenda hanno fatto il Sanremo, l'hanno fatto con Spunta la Luna dal Monte, che era uno dei primi brani che hanno pubblicato come Tazzenda, dopo Sole Nero e dopo il Coro degli Angeli, l'esperienza del Coro degli Angeli. Vabbè, quei tempi Sanremo ancora era qualcosa, diciamo, sì. La prima esibizione con caspita. Guarda, esatto, questo lo stavo per dire, mi hai bruciato nei tempi. Io più che Sanremo, loro vantano l'applauso più lungo della storia del Festival di Sanremo. È vero, Spunta la Luna dal Monte, mi pare 1 minuto e 50, qualcosa del genere, ma una roba esagerata proprio. Però Spunta la Luna dal Monte è il brano rifatto in italiano. Cioè nel appunto, per questo che l'ho collegato anche alla tua domanda. Sì, è un brano fatto è un brano nato in sardo. Ma ci sono le 2 versioni, no? Che poi la casa discografica ha proposto a Marielli, a Tazzenda, diciamo, la collaborazione con... C'era Bertoli che lo voleva interpretare perché voleva un brano per il Sanremo e ha scelto quello fra i brani che gli hanno Bertoli e Parodi e Gina erano amicissimi ovviamente. E quindi hanno collaborato. Non fino a quel momento. Non fino a quel momento. Non si conoscevano non neanche. Si conoscevano. No, Pensate. Vabbè, da quel momento invece hanno collaborato, fatto live su live. Tanta roba. Aspetta, mi sono perso. Come siamo arrivati da Zenda? Che stiamo dicendo? Stavamo parlando, mi hai fatto la domanda quanto il turismo può esatto. È vero, è quello tu mi hai detto appunto. Però è quello che ti dicevo, per i Zenda era più... Ok, non più che il turismo, ma bensì cercare di affacciarsi al pubblico nazionale e internazionale. Quindi non so se fosse dettata dal turismo la loro scelta, ecco, non che magari abbia influenzato a prescindere. Guardiamo certo. anche i generi musicali che si stanno sviluppando adesso, guarda Salmo, senza andare lontano. Cioè, Salmo tutto fa fuori che esprimersi in sardo, anche se ha comunque lui viene dal contesto anche di se Olbia. ha dei forti richiami, soprattutto nel primo album, di senso di appartenenza. Anche quelli prima, quelli non editati, quelli che ha fatto proprio da ragazzino. No, Maurizio è incredibile, sicuramente è uno dei personaggi che più... Credo veramente, ma lo dico veramente col cuore aperto, che meriti ogni briciola, ogni frammento di ciò che ha costruito veramente. Ma lui secondo me è sottovalutato. Molto brillante. Secondo me è sottovalutato, in Sardegna soprattutto, a Olbia dovrebbero fargli una statua. Perché nonostante quello che tu dici, ok, magari non è un esempio perché non parla in sardo, eccetera, eccetera, però lui è nato in quel contesto lì. E come raccontavamo prima, ad Olbia è una città completamente ibrida, fatta tra continentali ormai di seconda generazione che non hanno mai imparato il sardo, una tradizione di pescatori, di cozzari, di pastori completamente persa a causa secondo me della Costa Smeralda o comunque di un certo tipo di stile di vita lussurioso che faceva ritenere quelli di Berchidda, perché io me lo ricordo abbastanza bene, essere considerati pastori solo perché venissimo da Berchidda, da coetanei di Olbia che ci dicevano a noi siete dei pastori. E io dicevo, ma davvero... Vabbè, ma quello è proprio... Questo per dirti però, invece Maurizio molto spesso invece ha citato quella che era e ha cercato di mettere contaminazioni della storia di Olbia e della Sardegna. Ma dalla storia però, anche della sua famiglia, lo vediamo anche nel libro che ha pubblicato da poco, c'è questo bellissimo libro che è uno spasso proprio, che racconta proprio le sue radici, racconta la sua storia, la storia di suo nonno e di suo padre, insomma si mette veramente a nudo e sicuramente è sempre molto attaccato alla sua terra. Poi è espressione dei nostri tempi, per quello dico, al contrario dei Kenzeneghe, Cordasso e Canna, Maria Carta, Parodi, Tazzenda, Francesco Piro, al contrario di loro lui si esprime con linguaggio che è stato della sua generazione. Fra 30 anni, 40 anni, chi ci dice che non sarà quella la sonorità
Assolutamente appartenente alla Sardegna del 2010, Certo, del 2020. certo. Purtroppo, o per fortuna, anzi io direi in No, questo io caso direi per fortuna. Maurizio Assolutamente sì. ha messo sulla cartina posti anche come Olbia conosciuti solo esclusivamente per appunto turismo e altro. Invece no, uno degli artisti che tuttora io reputo migliore in Italia è sardo, è di Olbia ed è cresciuto e tuttora sta ancora in Sardegna. Assolutamente sì. Al contrario di altri. Tra l'altro anche una persona veramente di una genuinità umile, e di una umile. spontaneità. Incredibile, sì, È sì. veramente autentico Maurizio, cioè non è costruito per un cazzo, No, per no, essere no, chiari. assolutamente Per no. quello dico, tutto ciò che lui ha costruito, che ha realizzato è veramente non meritato Di più. di più, E anzi, veramente. stima meno perché Veramente. secondo me lui potrebbe andare in pensione e essere già Ah, soddisfatto sì. e No, invece continua è un vulcano di creatività e Grandissimo, si esprime, grandissimo. come vediamo, infatti non solo attraverso la sua principale No, no, anche arte appunto, che è la musica, tondo, ma a tutto tondo. è un attore, è un Sì, sì. produttore, è un regista, E tu, cazzo sì, è un artista, è ha scritto un artista. ha pubblicato sto libro da poco, insomma. È sicuramente ha un estro artistico incalcolabile, quindi ne vedremo delle belle da quel punto di vista sicuramente. No, e fino adesso non c'ha mai, cioè perlomeno appunto. Caspita. Io vengo da Iscasico, quindi figurati, io Sì, l'ho ma conosciuto lì, io lo conosco poi da Todd Gain è da tanto stato tempo. il mio gruppo preferito che mi ha fatto avvicinare al punk hardcore con Toreddu, Fabrizio. Io sai come l'ho sempre visto come uno proprio per la sua strada. In pace con tutti, proprio per la serie io sono questo, boh. No. Guarda, io ti non è dico- un personaggio che sia mai dovuto piegare a un contesto, no, per no. quel poco che io lo abbia conosciuto, però l'ho sempre visto così. Magari l'ha fatto, però comunque come tutti in generale, perché comunque il successo enorme che ha avuto dopo un po' poteva dare alla testa, poteva fare, e invece secondo me ha fatto un processo onesto dal punto di vista artistico, È vero, sì. onesto e che adesso appunto lo sta portando a fare come cazzo gli pare, di conseguenza ha portato il punk hardcore a livello mainstream perché con le carie lui ha portato il punk hardcore a livello mainstream e non c'era mai riuscito nessuno in Italia, Cazzo. nessuno, cioè a quel livello Nuda. no, a quel livello il punk sì, ma il punk hardcore nessuno c'era arrivato a portarlo che tutti sapevano che cazzo era quella roba là. Eppure lui ci è riuscito e le carie sono praticamente l'evoluzione grande, con dei sì, musicisti sì. ancora più forti del punk hardcore che faceva i Todd Gain, ecco. Sì, io Assolutamente Salmo io lo sì. metto appunto, quando ho fatto prima la domanda qual è per te il migliore artista sardo, a volte se c'è qualche dubbio io suggerisco anche, guarda, dimmene uno di prima, medio e di adesso. Io metto appunto Maria Carta, Salmo, Io Parodi. essendo una persona estremamente emotiva e affettiva, sicuramente ti dico e ti confermo Andrea Parodi, però sì, ma non ci sta. escludo sicuramente No, quello è l'universalità difficile. e la grandezza È di un difficile. artista recente e attuale, non recente, attuale come Maurizio e tutto quello che è la sua produzione artistica, no? Anzi. Apriamo una rubrica un po' piccante, cioè quella del Sardinia Music Podcast, musica e sesso. Vorremmo che tu consigliassi un album per fare l'amore e un album per fare sesso. Un album o una canzone? Va bene anche una canzone? Va bene anche una canzone, sì, sì. Allora, per fare l'amore, Secret Garden di Bruce Springsteen. Ah, bellissimo, bellissimo. Per fare l'amore. Per fare l'amore. Ok. Per fare sesso, l'ombelico del mondo. No, non ce lo vedo. Come? Perché stai denigrando il sesso a questo punto. Quindi Daniele è più per fare l'amore. Assolutamente sì. Ok, allora sono d'accordo. E la rubrica musica e sesso finisce qui. Abbiamo le idee chiare. Abbiamo le idee chiare. Bellissimo. Mentre invece, se dovessi consigliare un musicista da ospitare qui al Sardinia Music Podcast, da venire qua, musicista o band?
Musicista o band, sicuramente Yasmin Bradi. Ah, certo, lei già, come ho detto prima, già invitata, già invitata. Sì. Ok, quindi confermi, Sì, Yasmin. sì, confermo. E confermo. allora, se Per la vorrà... sua connessione con gli elementi della natura, con tutto il suo percorso artistico, penso che sia, sì, decisamente l'artista più adatta, sì. Molto Sì. volentieri, la contatteremo, se avrà piacere. Poi ovviamente anche tu Daniele puoi venire a farci visita o anche a partecipare. Io qua mi sento a casa, quindi natura, buon vino, buon cibo, belle persone, musica, cosa vuoi di più? Niente, niente, niente. Invece, la letteratura ha influenzato la tua musica? Ci sono libri o autori che secondo te hanno influenzato la tua musica? Beh, ce ne sono tanti, sicuramente ce ne sono tanti, mi piace leggere, mi piace cercare in un certo qual modo tutto quello che non ho vissuto, no? Cercare delle finestre, delle aperture, delle prospettive, è un modo anche per viaggiare senza viaggiare fisicamente, leggere. Boh, fra i libri più belli che penso di aver letto sicuramente c'è il libro di Duccio Forzano, che è un romanzo poi peraltro, di cui il titolo è Come Rocky Balboa. Duccio Forzano è un regista italiano. Sì, sì, già sentito. Sì, racconta della sua storia, racconta di come attraverso tante vicissitudini, tante dinamiche, lui abbia sempre perseguito il suo sogno e alla fine l'abbia realizzato. E credo che sia una delle letture che più mi abbia accompagnato, soprattutto nel periodo precedente alla produzione di Imbattito. Tra l'altro gli ho anche scritto e siamo in contatto via mail, diciamo, no? C'è una certa connessione. E lui è diventato famoso facendo il videoclip per Claudio Baglioni. Ah, Ha iniziato come cineasta facendo il videomaker ai matrimoni, nelle situazioni, gavetta, aveva sì. fatto la gavetta, poi ha lavorato per varie case di produzione finché alla fine non è riuscito a ottenere questo ingaggio che è stato determinante per il suo successo. È uno dei registi che è stato probabilmente per la maggiore per i diversi programmi televisivi, fra cui anche il Festival di Sanremo, ha fatto una grossa manifestazione, adesso non ricordo quale fosse a Vabbè. livello europeo, però comunque ha riscosso il suo giustificato successo, dopo tanto impegno ha raggiunto l'apice, ha raggiunto il successo. Ecco, questa storia è molto bella anche in funzione del rapporto che lui aveva con i suoi genitori, di difficoltà che aveva con i suoi genitori nel cercare di far capire quanto potesse essere importante per lui perseguire questa visuale, questo sogno, questa determinazione. Un po' un parallelo con Un po' un parallelo, la tua sì. parabola. Esatto, Rivisto. mi sono rivisto in questa lettura, in questo racconto e mi ha anche motivato, devo Da quel essere punto di sincero. vista. Ma anche il titolo, no? Come Rocky Come Rocky Balboa, Balboa. già la dice lunga, Sì, no? sì. È veramente una bella opera che tra l'altro consiglio, una bella lettura per tutti coloro che sono lì, in procinto di prendere una decisione importante, di cambiare. Sì, è Può stato essere da un bello stimolo, spunto, quindi. molto, moltissimo, sì. E invece ripetiamolo, per ascoltare la tua musica, abbiamo detto YouTube, qual è il canale che preferisci? Beh, YouTube sicuramente, sì, poi Deezer o Pandora o Apple Music, sì, ce ne sono tanti a dire il vero, di store digitali, però io non ricordo il nome di tutti, No, però vabbè, ci mancherebbe, no, 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 è perché basta... se noi chiediamo sempre Sì. all'artista se c'ha qualcosa che predilige, al di là, Il come più sempre di comodo iPhone. sicuramente può essere YouTube, Ok, senza ok, ombra che di rimane dubbio. comunque una Sì, vetrina sì. abbastanza accessibile. Dove ci sono tra l'altro i videoclip di Carrera, tra l'altro realizzato dal Da regista Daniele Daniela Piredda. Piretta, Sì, 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 che sì. salutiamo, Ciao visto che ha Dani, salutato 12.000 grande. persone durante la puntata. Poi c'è il video di Che ste mare realizzato da Angelo Mendula con la Sì, partecipazione di sì, Vincenzo Palomba, che Carota saluto, de carissimo Mare, amico, salutiamo. cultore di musica. Poi, pochi giorni fa invece è C'è uscito il il video di Zente, live. c'è il live con Yasmin, con l'artista Yasmin Bradi. E
E poi si trovano tutte le produzioni, poi su YouTube Music c'è sia Carrera che il disco In Battito, e a breve ci sarà anche il prossimo che sarà il disco, l'EP Sinnos. E noi aspettiamo Sinnos. E io non vedo l'ora aspettiamo Sinnos, di sperando che condividerlo con appunto voi. dopo l'esperienza voglia tu tornare qui con noi e parlarcene. Con molto piacere. E allora così lasciamo, ti ringrazio Daniele, è stato davvero un piacere. Grazie a te, Grazie a voi. mille. Grazie per questa bella esperienza. Ma grazie a te, grazie a te. Noi adesso mangeremo, anche se si è fatto tardi. Un saluto al pubblico del Sardinia Music Podcast. Alla prossima Grazie. e ancora grazie a Grazie Daniele a voi. Gala.